E anche noi battiamo le mani a questa meravigliosa orchestra che abbiamo ospitato ieri. Non vi avevo fatto sentire il secondo brano, ma meritava. Avete sentito anche l'entusiasmo di questi ragazzi bravi, come piace a Mirella, che li abbiamo, solo che dobbiamo supportarli, dobbiamo investire su di loro, su questi maestri. Veramente è una cosa incredibile. Per fortuna che si chiude un'orchestra e ne nascono tre. Ma è un lutto nazionale quando un'orchestra chiude di giovani ragazzi, non deve mai succedere come è successo a Treviso, non deve succedere più. Però questa mattina parleremo proprio di sicurezza, anche di loro che sono il nostro futuro, perché la sicurezza è una cosa importante. Avete sentito ieri cosa è successo a Verona, sì. Una cosa, ci stringiamo ancora attorno alle famiglie di questi militari, questi carabinieri morti purtroppo, queste persone, ai feriti e a tutte le persone che sono rimaste coinvolte. E presento subito gli ospiti: Emanuele Bozzetto, delegato nazionale Cittadinanza Attiva. Buongiorno Mirella e buongiorno ai telespettatori. E Fabio Vivian, presidente Primissimo Soccorso, perciò sicurezza, motociclisti, eccetera. Allora, Emanuele Bozzetto, io vorrei aprire anche con questa sicurezza, visto che stamattina parleremo di sicurezza, e ho aperto con questa strage che è successa a Verona. Allora, a parte che non si deve mai pensare minimamente di fare una cosa del genere, mai. Però io ho avuto 2 casi e qua ti voglio. Sì. Non voglio mica salvare nessuno, ci mancherebbe, ma voglio dire, quando io sono arrabbiata e dico che i servizi sociali non funzionano. Ho avuto un caso dove ho trovato la mamma di questo giovane, mi ha chiamato disperata, ha detto: Mirella, vieni a trovarmi perché sto impazzendo con mio figlio, sono anni che non esce più di casa, io non so più cosa fare. Allora, quando sono entrata in quella casa ho visto una miseria fulgida, una casa su una via, una strada molto importante, completamente nascosta dagli arbusti, incolti al massimo, e quando sono entrata ho visto questo povero uomo che non era in sé, che non riusciva neanche a capire quello che diceva, parlava di morti, di santi. Allora ho fatto un giro ve la racconto breve perché sennò diventa un film. Ho fatto un giro per la casa e nel granaio con le caprette c'era una corda pronta per impiccare qualcuno o impiccarsi, un nodo grosso così. Allora la prima cosa che ho fatto, ho avvisato il sindaco, ho avvisato le forze dell'ordine, ho avvisato il medico di famiglia per fare un TSO. Mancavano i moduli in comune, ma ve la racconto, voi la sapete perché l'avete vista, mancava tutto. La madre che non riusciva a firmare per fare questo TSO perché si sentiva come in colpa di quello che era successo, di questo adorato figlio, suo figlio. Praticamente dalle 10 al mattino, 10:30, che sono arrivata a 11 grosso modo, siamo riusciti a fare il TSO alle 18 di sera, con uno sforzo incredibile tra addetti ai lavori che sono medici molto bravi e preparati, con il psicologo che è arrivato, era una donna anche, perché non ne venivamo fuori. E questo è un caso. Quando è arrivato il sindaco era molto seccato della mia presenza, non voleva che io stessi all'interno della casa. Quando io ho detto: guardi che io sono stata chiamata dalla signora, io non sono un'intrusa e neanche non sono arrivata qua con le telecamere per niente, io sono venuta qui per far vedere la situazione. Un altro caso di 4 sorelle qui vicino a noi nel territorio, una più fuori di testa dell'altra, su una casa dove entravi non sapevi neanche dove mettere i piedi dalla sporcizia che c'era. Allora io mi domando: ma questi segnali nessuno li vede? Cioè la prevenzione prima. Avete sentito l'intervista di questa della sorella dei fratelli? Avete sentito cosa ha detto? Cioè anni e anni di non avere un supporto psicologico giusto, famiglie fragilissime, hanno solo lavorato nella vita e basta, a modo loro, sbagliando.
Ma nessuno pensava che magari sarebbe stato necessario, Manuele Bozzetto, andare a vedere la situazione con esperti, con chi di dovere, per capire dove stava questa fragilità che poi esplosa in una rabbia, un'aggressività incredibile? Questa è la mia riflessione. Io non voglio né incolpare né assolvere nessuno, mi dispiace ma veramente, perché non si può morire facendo il proprio lavoro in quelle condizioni. Ma prima, cioè la prevenzione nella sicurezza, cos'è, Manuele Bozzetto? È una bella domanda che poni. Secondo me ci sono tre cose. Il primo è un aspetto di coscienza, cioè si fa prima aggirarsi dall'altra parte per non prendersi la responsabilità di intervenire, dal mio punto di vista. Secondo, i poveri, gli invisibili, le persone ritirate socialmente fanno cronaca solo quando c'è il gesto estremo. Terzo, ci sono le istituzioni. Credo che un professionista, un medico, non per citare nessuno, però vuol dire, sono pazienti di qualcuno, giusto? Cioè, hanno un medico di base, che ne so, c'è un servizio preposto, non siamo a New York. Sono i segnali che non ci siamo proprio... La comunità, qualcuno si accorgerà, no? E qua scatta quello per me che dici te, cioè, allora, a chi tocca intervenire? Siamo sempre là. A chi tocca? Io credo che un cittadino attivo, visto che faccio anche parte di cittadinanza attiva, allora un cittadino responsabile dovrebbe cominciare a dire: ascolta, lì, in quella via, in quel luogo, in quella stanza, in quel granaio, in quella solitudine, in quella emarginazione sociale, c'è chi soffre e dà la corda a fianco. A chi tocca, se aspettiamo forse l'ufficialità, magari c'è un pasticcio di competenze, si dice, no? Giusto? Perché molte volte dopo uno deve scrivere, di uno chi deve è la segnalare. colpa, il cerino passa. E passa il cerino. E allora forse, come dici te, queste donne, queste persone chiamano, ha chiamato te in questo caso, e te hai messo in moto tutto un sistema. Che non dovevo essere io. Che non dovevi essere te. Per cui a volte paradossalmente appunto è la professionista, la persona, l'essere umano, il cittadino, ripeto, che viene intercettato, che intercetta un problema e che mette in moto la macchina. Perché non siamo intervenuti prima? Perché non ci siamo accorti? Ma forse ci siamo anche accorti. Però il limite secondo me di oggi in tante azioni è: tutti sanno, tutti tacciono e non si sa chi deve dare il via alla macchina. Fermo, perché saluto anche Prego. Filippo Giorgi, climatologo, collegato con noi da Trieste. Buongiorno professor Giorgi, grazie di essere qui. Poi parleremo anche di clima, ma capisce bene che quello che è successo a Verona ieri, ecco, veramente una tragedia, in parte anche annunciata. Dall'alto si vedono i droni, si vedono questi ordigni pronti per esplodere. Ecco, si pensava che fossero solo all'esterno, invece dentro avevano fatto di tutto e di più. Però io sono molto convinta, e quando vi dico che voi non avete idea cosa vedi Mirelle in giro, qualche volta ve le racconto, qualche volta no, perché sono così arrabbiata, a volte disperata, che nessuno si muove, eppure sanno che c'è il problema, lo sanno, però impegnarsi è molto problematico. Vuol dire perché responsabilizzarsi. Bisogna mettere davanti allora la burocrazia, così con la burocrazia si blocca tutto e tu non vai da nessuna parte, perché ho la burocrazia che mi blocca. Quando non voglio intervenire nel problema mettono davanti la burocrazia oppure la possibilità economica di intervenire, che non ce l'hanno. Allora sentiamo anche Fabio Vivian come ha vissuto questo dramma ieri, questa sicurezza, questa prevenzione sulla sicurezza, che poi è quella che stiamo cercando di fare anche noi, ma anche qua non veniamo ascoltati, non si investe minimamente su questo. Prego. Intanto ciao e grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sono stati presi degli argomenti veramente topici, perché si parla di coscienza, di chi è la colpa, chi deve fare, chi deve intervenire. Diciamo che partendo dalla sicurezza in strada, partendo dall'azione giusta, dal fare o non fare, dare la precedenza o non dare la precedenza, usare il telefono o non usare il telefono, mettere la cintura o non mettere la cintura, è sempre una modalità del fare delle persone. Quindi quando vedi una situazione sbagliata hai due possibilità: o fare o non fare. Quando non fai, normalmente cerchi di delegare, cerchi di dire, di trovare qualcuno che ha la colpa, cerchi di pensare ma chi doveva fare, mentre cerchiamo con la rete di associazioni, col primissimo soccorso, e grazie a quello che stai facendo te con questa grandissima rete di associazionismo, di
andare a smuovere nelle persone quella voglia di fare, quella non cercare una delega, non cercare che qualcuno, quando vedi una cosa che non va, fai qualcosa, insegniamo ai bambini il primissimo soccorso, insegniamo a salvare la vita, non in sé per quando succede che qualcuno ha un malore da salvare la vita, ma per risvegliare proprio questa capacità di vedere una cosa sbagliata e di attuare un comportamento. È una cosa molto profonda, ma che è molto attuale in base anche ai fatti di cronaca che succedono. Quello che però io dico quasi tutte le mattine, qua vorrei sentire anche il presidente Emanuele Bozzetto, delegato nazionale cittadinanza attiva, perciò ragioniamo a 360 gradi, perché quelle cose capitano qui, capitano al sud, all'est, a ovest. Tutto il paese. Che se gli amministratori non sono in grado di intervenire perché non hanno tempo, non hanno persone a disposizione, non hanno soldi, non hanno, perché non chiamare le associazioni di volontariato? Allora, le associazioni di volontariato c'è chi fa l'ascolto, sono dei professionisti, non è che abbiamo ecco, l'ottantenni con la quinta elementare solo, benedetto che c'è anche quello, ma abbiamo dei grandi professionisti, c'è la Croce Rossa. C'è un sistema di associazioni che a mio avviso dovrebbero essere state interpellate non una volta alla settimana, 2 o 3 volte alla settimana e dire andate a vedere cosa sta succedendo in quella casa, parlare con questi fratelli, vedere anche psicologicamente a che misura erano arrivati, cioè parlare, perché solo col dialogo, perché questa persona, questa donna, quando è stata intervistata, poi sentiremo, lei ha dato la sua versione, giusta, sbagliata, però ha dato la sua versione, che è quella di una persona disperata. Abbiamo perso tutto, ci vogliono togliere anche la casa. L'unica cosa che ancora ci è rimasto. Cioè queste parole dovrebbero far riflettere a chi di dovere. Sì. Perché vedi che l'esasperazione è arrivata a limiti impossibili. Rinaldo, poi sentiamo Emanuele, se no rimane la linea bloccata per un'ora. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Innanzitutto Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto mi associo al dolore della morte dei 3 carabinieri, che è un lutto nazionale, insomma è una roba, mi associo alle famiglie che ha perso 3 persone care e care anche per noi altri, perché gente che ne difende, che si in campo, infatti alla fine non si concepisce, non le parole. E dopo voglio dire che tutti questi problemi che abbiamo, Mirella, bastaria un po' di buona volontà, perché questi problemi di amata, di gente che ha ossessioni, che si circondati da problemi. Una volta era più seguire adesso, te lo dico qui, perché gli altri mi pensano noi era tirare puteghe, era uno che toglieva in giro, perché era semplice, e invece di avere una malattia, insomma c'è la laurea, pensati a dirti. Ma come se non capisce il governo e lo Stato, di stare dietro a sta gente, Mirella? Purtroppo, adesso che c'è elezione, mi ha promesso il mondo intero, basta votare paroli, mi dà tutto, e mi ti dico dove solo, 2 proverbi veneziani, scoa nuova, scoa bene, e dopo i confetti viene fuori i difetti, e è un bidon, cosa ne promette, che lo sapete benissimo, che non potete promettere niente. Grazie Rinaldo, molto chiaro, fammi andare avanti, ma sei stato chiarissimo, molto belli i proverbi di una volta, i nostri vecchi sapevano anche dove abbinare il proverbio. Allora, Bozzetto. Come cittadinanza attiva, e cito il comune che è Rosà, perché su questo collaboriamo, c'è un progetto che si chiama Sentinelle. E sono proprio questi volontari che sono delle sentinelle, vuol dire sono dei sensori del territorio, vanno a segnalare, ma anche se paradossalmente l'anziano che ho di fronte a casa non tira su la persiana al mattino, perché sono molte, perché tu sai che l'indice di invecchiamento è altissimo, le persone sole, le persone poco assistite, le persone certificate, le persone in difficoltà, per cui quel progetto Sentinelle
si cerca di essere appunto attenti, di segnalare quelle situazioni a rischio o in difficoltà. Attenzione, dopo il Covid, come dici bene te, si sono ristrette dentro di noi le paure, le ansie, e come quella signora deve urlare al mondo, urlare a te che c'ha un figlio con problemi, perché molte volte la domanda è: ma io vengo ascoltato? Ma chi mi ascolta? Giusto? Ma chi devo andare per avere giustizia, per avere un diritto, per avere ascolto, per avere un progetto, per avere... Quindi credo che il vero problema è questo, avere un interlocutore. Se le associazioni si coalizzassero, guidate, formate, preparate, non si va all'arma bianca, giusto? Quindi fosse una risorsa dove appunto in un comune, con tanto di accordo con l'amministrazione, con le forze dell'ordine, nel coordinamento. Noi siamo cittadini che vanno a spasso, vanno in giro per il paese, conoscono le persone e quando vedono che stanno male, che non escono di casa, i farmaci a domicilio, l'accesso ai servizi, l'accesso alle cure, il trasporto in ospedale. Ecco, credo che tutta questa rete, come dice Benete, andrebbe formalizzata, serve una legittimazione, un'investitura, serve una delibera, serve un atto che dico che noi cittadini attivi siamo parte di un sistema. Perché dobbiamo fare squadra, non è che serva un'associazione, servono più di un'associazione. Tutti serviamo. Per aiutare queste famiglie, chi si occupa della salute mentale, e li abbiamo, perfetto, chi si occupa di portare la spesa, chi si occupa di andarli a prendere per fare certe cose, certe visite. Cioè, qui abbiamo bisogno di più associazioni per aiutare. Non è che il comune possa chiamare l'associazione a lui più preferita, magari politicamente, perché funziona così, e quella può fare tutto. Noi dobbiamo anche capire chi di noi fa cosa e come aiutare, non che tutti facciamo tutto. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo solo dire due cose, no? Che davanti a quello che è successo anche lì a Verona, abbiamo un sistema che difende i profitti e schiaccia i poveri, che salva le banche ma abbandona le persone. E questo è il sistema economico che abbiamo, che non va. Perché abbandonare le persone per salvare i profitti, poi si arriva a quello che è successo. Buona giornata signori. Grazie, grazie Claudio. Adesso cambiamo argomento, andiamo a vedere questo clima perché è molto importante capire come siamo messi. Andiamo a vedere proprio il servizio Cambiamento Clima di Filippo Giorgi e poi lo commentiamo. Antonini Stringer di Via Gemona presso la Fondazione Friuli si è tenuto nella mattinata di martedì 26 novembre un incontro dal tema l'agricoltura biologica per affrontare il cambiamento climatico, un incontro che puntava a sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici e su come l'agricoltura debba sì adattarsi ma anche su come possa essere d'aiuto. È stata l'occasione per parlare con il climatologo e premio Nobel per la pace 2007 Filippo Giorgi. Ormai la comunità scientifica è totalmente concorde nel dire che il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici causati dal riscaldamento globale sono molto reali e sono per la maggior parte dovuti alle attività umane, soprattutto all'uso di combustibili fossili, quindi petrolio, carbone, gas. E gli effetti dei cambiamenti climatici non dobbiamo aspettare, li stiamo già vedendo. Le ondate di calore che abbiamo avuto nel 2024, 2023, 2022 in Europa nei climi passati accadevano una volta ogni 1000 anni a occhio e croce, diciamo così, e adesso praticamente ogni anno si battono nuovi record. Ma quindi c'è ancora speranza per il nostro pianeta? Abbiamo già superato il punto di non ritorno? Come sarà il mondo quando supereremo questo limite? Allora, non abbiamo raggiunto quelli che lei chiama punti di non ritorno, nel senso che esistono alcuni fenomeni, questi punti di non ritorno sono dei fenomeni cosiddetti irreversibili e non abbiamo ancora raggiunto quella soglia, però non siamo molto lontani. Quindi occorre un'azione molto vigorosa e soprattutto molto veloce per ridurre le emissioni di gas serra. Questo significa implementare quella che viene comunemente chiamata transizione ecologica il più velocemente possibile. Se non ce la dovessimo fare, i nostri figli e sicuramente i nostri nipoti vivrebbero in un pianeta diverso da quello in cui siamo vissuti noi. Che significa un clima completamente diverso, zone che oggi sono
rigogliose come il Friuli potrebbero diventare desertiche e viceversa, zone che oggi sono magari non vivibili potrebbero diventare molto più vivibili. Questo significa che cambierebbe tutto dal punto di vista socio-economico. I prossimi migranti potrebbero essere i nostri figli, perché un'area come il Mediterraneo potrebbe perdere la vivibilità che ha adesso. Quindi per evitare questo rischio bisogna attivarsi subito. Intanto, professor Giorgi, complimenti ancora per questo Nobel, a mio avviso meritatissimo, e la ringrazio sempre. Ecco, come questi luminari si presentano a Sveglia Veneti con umiltà unica, e questo veramente, ecco, vi ringrazio, perché fate capire l'importanza invece di avere il dialogo con le persone, far capire che quelli che non vogliono capire, con la pazienza che avete voi, con l'esperienza. Però la mia domanda, professore, è questa: ma cosa sta succedendo? Una volta si diceva, almeno qui da noi, professor Giorgi, non so in Friuli, che quando qualcuno andava fuori testa diceva sente il tempo che cambia. Ecco, allora uno andava un po' fuori di testa, allora era il tempo che cambiava, si diceva così, sente il tempo che cambia. Ma certo che questo tempo ci fa veramente dannare. Adesso c'è un caldo della Madonna di giorno, veramente da spiaggia, nel vero senso della parola, anche da bagni. Ecco, cosa sta succedendo e cosa vede lei dal suo osservatorio così importante, professor Giorgi? E cosa si potrebbe fare per far capire alla politica che deve investire anche sul clima? Prego. Intanto buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi chiamato. Quello che sta succedendo è qualcosa che ormai è avanti da diversi anni, cioè il clima a livello globale si sta riscaldando. I 2 anni scorsi, 2023 e 2024, sono stati anni assolutamente eccezionali dal punto di vista climatico, eccezionali non in senso positivo, diciamo. Si sono battuti tutti i record pensabili. Anche il 2025 non è iniziato benissimo, quindi ormai sotto gli occhi di tutti, no? Come dicevo in quell'intervista, per esempio, il fenomeno più eclatante è quello che ha appena menzionato lei. Ci sono questi periodi di caldo impressionante. Tra l'altro, giusto per entrare nella vita di tutti i giorni, anch'io sono stato in un certo senso vittima del cambiamento climatico, perché l'anno scorso, con quel caldo infernale che ha fatto di estate, ho avuto problemi di malori e così via, e quindi tecnicamente posso considerarmi anch'io una vittima di questi fenomeni. O anche tutti i fenomeni alluvionali ormai succedono sempre di più. Purtroppo sono fenomeni che sono destinati ad aumentare, però non dobbiamo rassegnarci e dire ma ormai le cose vanno così, va bene, cerchiamo di tappare i buchi dove possibile, perché se si continua in questo modo poi, appunto, come dicevo in questa intervista, si potrebbero innescare dei fenomeni che vengono comunemente chiamati punti di non ritorno, e allora veramente la situazione sarebbe molto, molto difficile. Quindi da un lato bisogna così un po' adattarsi a queste nuove condizioni, quindi non andare a fare campeggi nei greti dei fiumi, perché ci possono essere esondazioni improvvise, come è successo in passato e succede sempre di più, o stare più attenti quando si va fuori, fa molto caldo e così via. Dall'altro implementare questa benedetta transizione ecologica. Qui vorrei dire una cosa, perché spesso si identifica questa transizione ecologica con un peso dal punto di vista economico. In realtà non è un peso, dobbiamo vederla come un'opportunità, perché dal punto di vista economico, le dico per esempio, produrre energia con fonti rinnovabili oggi è più economicamente conveniente che farlo con gas naturale piuttosto che carbone o petrolio. Quindi dobbiamo prendere questa opportunità e darci da fare per cercare di non superare i livelli di guardia, al di là dei quali sarebbe molto difficile
Professor Giorgi, sta arrivando nei cellulari da questa mattina, anche da ieri, che ci sarà un cambiamento, nubifragi, di tutto e di più. Cioè la paura serve o serve invece far capire qual è la verità, ecco, cosa ci sarà, far parlare gli addetti ai lavori, invece di scrivere questi messaggi che impauriscono. Già siamo tanto impauriti, ci mancano solo questi messaggi e adesso questa mattina ho sentito: mamma mia Mirella, informati, cosa succederà in questi giorni, perché sembra che succeda di tutto e di più. No, professor Giorgi, mi scusi, ma spieghi un attimino, perché non ne possiamo veramente di più. Ci mancano anche i messaggi sul clima catastrofici. Prego, professore. Sì. No, ha ragione. Purtroppo riceviamo tanto. Ormai io quando accendo la TV è veramente difficile sentire le notizie, no? Perché ne succedono veramente troppe. Andare a sentire anche tutto quello che può succedere con il clima sicuramente non aiuta. Allora, questo non significa che non dobbiamo pensare che non ci sia un problema. Il problema c'è ed è lì dietro l'angolo che ci aspetta. Però dobbiamo vedere, ripeto, la cosa in una versione positiva, nel senso che il pianeta ci sta chiedendo di cambiare un po' i nostri stili di vita, il nostro modo di vivere, ma non di, come si dice, ritornare all'età della pietra, semplicemente avere uno stile di vita più razionale, più efficiente, ridurre gli sprechi, riciclare le risorse e appunto passare a delle forme di produzione di energia che non solo sono più convenienti, ma sono anche più pulite, perché anche l'inquinamento, come lei ben sa, ha dei forti danni alla salute, una delle maggiori cause di decessi e così via. Quindi vediamo la cosa in un senso positivo. Siamo davanti ad una svolta in cui le nostre vite possono migliorare e soprattutto, direi, le vite dei nostri figli. Io non so se lei ha dei figli, ma io ne ho 2, insomma spero che loro possano avere un pianeta migliore di quello che abbiamo trovato noi e quindi ci dobbiamo sforzare tutti per farlo. Quindi vediamola, ecco, come un'opportunità per cambiare e per migliorare e per un'opportunità verso il progresso, piuttosto che come un ostacolo o qualcosa di cui avere paura. Professor Giorgi, ma a breve termine ci dica qualcosa, ecco, un novembre, un dicembre, magari per dicembre è già lontano, voi cosa vedete all'orizzonte? Siamo curiosi, professore, visto che voi siete, lei poi un professore particolarmente esperto. Allora, dunque, quando lei mi chiede che cosa succederà a dicembre, gennaio e così via, questa è quella che noi chiamiamo previsione stagionale, cioè si cerca di prevedere come sarà la prossima stagione. Allora, io le dico subito che in Europa questa previsione stagionale è molto molto difficile da fare. Come sa, quando lei va a vedere, non so, deve andare in weekend da qualche parte, vede il meteo e il meteo dirà, non so, a Cortina o al Pusteria o dovunque, o nel Bellunese, ecco, in Veneto, ci sarà il sole domenica piuttosto che pioverà o quel che sia. Queste previsioni, diciamo, di meteo dopo 5-6 giorni non sono assolutamente affidabili, quindi io non andrei a vedere previsioni, diciamo, quello che succederà fra 15 giorni. Quindi si può immaginare che è molto molto difficile fare previsioni di carattere stagionale. Quindi io le potrei dire pioverà molto o non pioverà molto, ma non ha molto senso, perché è veramente molto difficile predirlo in Europa soprattutto, perché in Europa non ci sono fenomeni che possano aumentare questa predicibilità. Una cosa che ormai vediamo sempre di più è che ci sono questi periodi molto caldi, intervallati a periodi che si allungano sempre di più e sono sempre più caldi, e poi all'improvviso vengono giù questi fenomeni anche piovosi molto intensi, dove le temperature vanno giù. Quindi questa alternanza, questa variabilità probabilmente ci sarà anche in questa stagione.
Però se io adesso le dico sarà molto caldo, sarà più fresco, mi potrei inventare tutto quello che voglio, perché queste previsioni stagionali... Beata la sincerità del professor Giorgi, che fa capire veramente, ecco, stanno battendole le mani, professor Giorgi, dice attenzione perché questa è la verità, facciamo fatica anche noi a prevedere, specialmente in Europa, ecco, cosa succede, soprattutto a medio e lungo termine è quasi impossibile. Ecco, molto chiaro, grazie professor Giorgi. Allora, Bozzetto, allora, previsioni anche per voi che fate sicurezza, ecco, per gli incidenti stradali, ecco, questo meteo che bisogna stare attenti, specialmente con le motociclette, questo airbag che non è obbligatorio, ma anche chi ha tanti soldi non se lo prende, perché tanto a me non capita, qual è il problema, e soprattutto gli incidenti stradali che fanno veramente, ormai avete sentito in questi ultimi mesi poi quanti morti abbiamo avuto, una cosa incredibile. È pazzesca, sì. Poi Fabio potrà anche dare nel dettaglio, vista la professione. Io che lavoro con lui, lavoro nei servizi, posso dire questo. Allora, l'incidentalità, purtroppo devo dirla, è un lutto, è la prima causa di morte nella fascia 18-24 anni. Purtroppo. Ed il problema è il famoso locus of control interno, cioè io non riesco a capire che c'è un pericolo. Tanto a me non toccherà mai, tanto se bevo ma c'è chi beve più di me, ma tanto cosa vuoi che sia. Quindi le condotte a rischio, come le chiamiamo noi, visto che collaboriamo anche con certi enti, sono quelle per cui giustamente le abilità, le skills vanno apprese fin dalla scuola materna, fin dalla scuola elementare, fin da quando uno è preadolescente. L'incidentalità è l'alto rischio che mi prendo perché da adolescente penso di spaccare il mondo. Però attenzione, noi sappiamo, Mirella, lo vediamo nei corsi che facciamo alcol e guida, non sono solamente adolescenti, c'è anche gente adulta, ci sono conducenti professionali, persone fermate con alcune vie 3, 4, 5 volte e, come dicevamo qua a gennaio da te, fatta la legge, prese paura, uno viene sanzionato, le prime settimane funziona, mettiamo noi i primi mesi perché si tocca il portafoglio e la patente, però dopo si tende a scivolare esattamente su quello che è. Quindi noi diciamo sempre responsabilità e soprattutto anche qua che le istituzioni si parlino, perché quando viene dato la patente, che non è un diritto costituzionale, la patente è un atto di responsabilità stante criteri di idoneità. Ecco, credo che servirebbero per esempio anche dei corsi per chi l'ha presa 20 anni fa, 30 anni fa, 10 anni fa, giusto? Che l'aveva presa in certe condizioni, ora il mondo è cambiato. E questo vale anche per chi esce dal bar, chi attraversa la strada, chi è un pericolo per sé e per gli altri, perché l'ebbrezza alcolica, che non è l'ubriachezza, l'ebbrezza è quello stato di alterazione che mi complica il campo visivo, i tempi di reazione, ma soprattutto i danni che posso fare agli altri. Pubblicità. E siamo con Fabio Vivia, presidente Primissimo Soccorso, per completare questo problema di sicurezza ma prevenzione con le sentinelle, col buon senso. Ecco, la macchina non è un triciclo, la moto lo stesso, ma neppure la bicicletta. Bisogna stare attenti, però siamo molto superficiali. Ecco, ognuno esce il mattino, lo dico tutte le mattine, perché anche stamattina quello che ho visto è orribile, cioè sorpassano, sono in ritardo al lavoro, anche centri abitati dove c'è il 50 all'ora, 70 a 150, 140, cioè frecce. Se ti sbagli qualcosa un attimo è finita, è finita. E basta trovarne uno nella vita, non è che devi trovarne tanti. Prego Vivian. Beh, intanto attenzione che dal 2026 arriveranno nuovi dispositivi con l'IA, si chiama Naviguard, dove queste cose qua in automatico verranno trovate, verranno sanzionate, quindi usiamo un po' di coscienza. Ma per tornare al punto saliente, mi viene in mente cosa ha detto il professor Giorgi, il punto di non ritorno, è un po' il progetto Traffic Deadline che con gli INEI stiamo promuovendo in giro per l'Italia, no? Quindi fare in modo di far capire alle persone, no? Le persone hanno sempre quell'angioletto da una parte e quel diavoletto dall'altra. Uno ti dice fai la cosa giusta, l'altro dice fai la cosa sbagliata, tanto a me non capita. Ma come possiamo in qualche maniera far immaginare il pericolo alle persone? Perché è questo che vogliamo fare con il Primissimo Soccorso. Le persone
tanto a me non capita, ma caspita, le addestriamo per esempio ad usare un defibrillatore, li mettiamo a fare in modo che ci siano defibrillatori, a saper fare la differenza fra la vita e la morte nel caso di malore. Però viva Dio, il malore grazie al cielo non succede quasi mai. Succedono i comportamenti sbagliati alla guida, e non solo alla guida dei veicoli, anche camminando. Quindi noi come adulti dovremmo per primi, quando camminiamo per strada, evitare di camminare guardando qua, perché poi sai, un bambino che ha 6 anni e che il suo cervello è già spappolato da questo dispositivo e vede gli adulti che camminano, io chiedo a voi, perché se un bambino cammina con un telefono in mano, va in bicicletta con un telefono in mano, non dovrebbe usare un telefono finché guida, perché c'è una normativa. Per quello mi riattacco al punto di non ritorno che diceva il professor Giorgi. Il punto di non ritorno è quando succede una cosa sbagliata, una tragedia. Ieri abbiamo visto quella provocata da persone che non potevano più gestire i ruoli sociali e economici del loro contesto, ma il punto di non ritorno è quando a qualcuno succede una cosa grave, che, come diceva il dottor Bozzetto, maggiormente è in strada, perché in strada abbiamo casi di politraumi che poi fanno fatica a rimarginarsi. Addestrare le persone a pensare a cosa può succedere, perché ogni azione che tu fai ha una reazione, e in strada, dove tutte quante le azioni delle persone, che siano a piedi, in bici, in moto, airbag, grazie che lo continua a promuovere, in macchina, tutte le reazioni si coinvergono e vanno a intersecarsi fra di loro, è un attimo che ci sia un punto di non ritorno, ci sia un traffic deadline, ci sia un qualcosa che possa succedere che dici: ma perché non posso tornare indietro e fare in modo che quella cosa non succeda? Quando è successa no. Quindi con il primissimo soccorso, insieme a Bozzetto, insieme anche grazie a te, insieme all'associazionismo che vogliamo coinvolgere, vogliamo addestrare le persone a capire, a immaginare quando fai una cosa sbagliata. Attenzione che può capitare anche a te, attenzione che vogliamo addestrare a immaginare il pericolo e a fare qualcosa per cambiare la situazione. Quello che però noto è che forse dovremmo insegnare più che i piccoli, che sono anche molto attenti. Pensate, vi racconto questo fatto. Ieri sono andata a pagare l'assicurazione del furgone, naturalmente, 780 euro di assicurazione. Tanto per dire, mondo del volontariato che dobbiamo pagare sempre, vabbè, non importa. E l'assicuratore mi sa: sai Mirella cosa è capitato? Voglio raccontarti. Mio nipote di 4 anni, andiamo a fare colazione in una pasticceria vicino, lui sta mangiando, io sto bevendo il cappuccino e mi guarda e fa: guarda nonno, quello è un Picasso. Era un quadro che era, sì, una stampa che era appesa in questa pasticceria. E lui guarda e fa: ma sei sicuro? Sì, sì nonno, quello è un Picasso. E lui va vicino, era Picasso. Allora questo bambino con la mamma ha iniziato a portarlo ai musei, alle mostre e spiegargli i quadri, quello che vedeva. Il bambino ha una memoria incredibile, lui memorizza tutto, a quell'età si memorizza tutto. E perciò lui ha imparato che, in base a quello che ha spiegato la mamma, e che le ha spiegato bene, lui ha detto: sono sicuro nonno che quello è un Picasso, ed era vero. Allora voi capite che se noi insegniamo ai bambini come ci si deve comportare per la strada, come riconosce un Picasso, riconosce le strisce pedonali, il semaforo rosso, il semaforo verde, il semaforo giallo, come si corre in bicicletta. Ma se questi genitori che io vedo sono i primi a insegnare che si può attraversare col rosso, col giallo, che si può attraversare dove si vuole, non servono le strisce pedonali, che in macchina tu mettiti la cintura magari, ma io non me la metto, dietro non esiste cintura, vediamo chi ha la cintura quando si sedono dietro la macchina. Cioè non ci siamo proprio, perché poi questo bambino comincia a chiedersi: ma chi ha ragione? Appunto. Ma se me lo dice la mia mamma e il mio papà, ma se la mia mamma fa così, anch'io faccio così. Limito.
Allora capite che non ci siamo. Io sul PUT di Treviso, l'ho detto la scorsa settimana, 15 giorni fa, ho fermato mamma, papà e bambino in carrozzina piccolissimo che attraversavano su un punto del PUT pericolosissimo. Ho detto, ma siete fuori? Ma guardate dove state attraversando col piccolino? Ma siete fuori? Giovani anche. Ah sì, la mamma ha ragione. Ho ragione? Ma lei è proprio fuori? Io ho detto, tu, anzi, ho detto, tu papà sei più fuori ancora di tutti, ma cosa state facendo su un punto pericolosissimo del PUT con le mani? Stavano attraversando. Ma allora capite che non ci siamo, culturalmente non ci siamo, inutile a dire diversamente giovani, forse c'è anche quei più attenti, diciamoci la verità. No, perché io devo passare il seriga a loro, che sono loro le cause di incidenti, che bisogna rifare la patente, andiamo a vedere gli anni dei morti. Vivian, forse abbiamo i numeri, certo. Perché stavano passando il cerino anche là, no, bisogna rifargli la patente, cioè non ci siamo proprio. Cosa possiamo fare, Vivian, e poi sentiamo anche Bozzetto, per far capire che veramente, come dice il climatologo, il premio Nobel, ci vuole un cambiamento, dobbiamo fare un cambiamento su noi stessi quando usciamo al mattino. Prego. Allora, mi permetto di dire agli adulti, soprattutto chi ha figli o ha un ruolo sociale in cui le persone più giovani lo guardano, ricordiamoci che siamo imitati, c'è un'imitazione. Quindi nel momento in cui un adulto deve predicare bene e deve in qualche maniera anche razzolare bene, altrimenti non possiamo pensare di dire ma tu non devi fare così e poi siamo i primi che lo facciamo. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo è addestrare le persone di nuovo a capire cos'è una tragedia. Con il progetto Traffic Deadline arrivato dalla Germania, da un medico dell'emergenza, lo stiamo portando attraverso varie realtà in tutta Italia, quindi emotivamente scuotere le persone per un attimo, basta parlare con hai avuto qua e ci siamo trovati anche nel campo del villaggio delle associazioni con le vittime della strada, questa ferita che una persona ha e che non si rimarginerà mai. Ma perché uno la deve capire quando è successo? Perché non si può distaccare dalle menti, ma tanto a me non capita. Per quello, di nuovo, primissimo soccorso, che non è primo soccorso, vuol dire addestrare le menti a fare in modo di capire cos'è un pericolo, con i bambini, con le scuole dell'infanzia, con le scuole elementari, con le scuole medie, con le superiori, con l'INAIL, cambiando chiaramente il target, ma il tema è sempre quello. Di nuovo, Traffic Deadline, un punto di non ritorno, come prima col professor Giorgi, addestrare le menti che quando tu hai fatto quella cosa sbagliata aumenta la probabilità che succeda una tragedia e poi indietro non si torna. E quindi puntando su questo tipo di tema e aumentando l'emotività e la maniera, le modalità con cui io e Bozzetto, il primissimo soccorso, ci attiviamo, cerchiamo di nuovo di andare a distaccare quel a me non capita. Bozzetto? Allora, cosa detta da Fabio, cosa che facciamo anche come cittadinanza attiva, come cittadini attivi. Allora, si farebbe prima intervenire sul portafoglio, perché purtroppo la gente quando la tocchi là, vediamo con le patenti, vediamo con tanti altri aspetti della vita. Però io credo c'è l'apprendimento emozionale e cognitivo fin dalla prima infanzia. Però io vedo una cosa che mi preoccupa sinceramente ed è questo signore qua. Perché la vita della gente purtroppo è qua dentro, Mirella. Sì. Quando uno si alza al mattino e per connettersi deve connettersi qua e deve guardare tutte le sfortune che arrivano e deve arrivare tutte le cose che deve fare. Già esce fuori di testa. Esce fuori di testa, perdonatemi. E quando attraversa la strada, lui ha dei video bellissimi, c'è gente che... Vuol dire, c'è una comicità e una tragedia rispetto a questo, perché la gente non è più libera, sobria, concentrata sulle cose, sulle responsabilità, come dici bene te, come dice Fabio, cioè la gente fa quello che... e quando esce di casa è già full. Allora, alla fine però sono convinto, come cittadini attivi, che dobbiamo responsabilizzarci. Guarda, io sono convinto, non ci stancheremo mai, nonostante tutto, di far presente appunto alle persone che
prima che sia troppo tardi. Noi siamo cittadini responsabili della vita nostra e anche degli altri. Grazie, mi dispiace del professor Giorgi che è caduto, non siamo più riusciti a riprendere il collegamento. Come vedete mi collego con Boston, non c'è problema, mi collego con Trieste, col Monteo, casca tutto. E andiamo nella Luna, andiamo avanti sempre. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. E saluto altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il Cavaliere Gabriele Prodomo, Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, assieme al Dottor Gambarotto Stefano, Segretario Nazionale Ordine di Vittorio Veneto. Grazie. È collegato con noi anche Massimo Vitturi, responsabile nazionale della LAV. Parleremo di caccia con Vitturi. Grazie Vitturi di essere qui. Poi vediamo se c'è anche qualche altro ospite, che ne hanno messi tantissimi. Allora, Cavaliere, cosa mi racconta? Poi parleremo anche di quello che fate voi, di questa importante associazione, questo Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Ma cosa ha provato ieri quando ha sentito di questa tragedia? Devo dire sinceramente che preso da impegno, non ho seguito bene questa cosa, ma che mi ha abbastanza demoralizzato, perché c'è ancora, come dice lei prima, come diceva prima lei, c'è ancora poca coordinazione in queste cose. Dovrebbero, prima che accadano queste cose, questi fatti, dovrebbero preventivamente aver fatto una pianificazione della cosa, accertarsi di cosa fosse all'interno di questo fabbricato e quant'altro. Non si può arrivare a che succede qualcosa, che accade qualcosa e poi ci scappano anche dei morti che purtroppo sono costretti a intervenire. Però già quando lo stabile o la cosa è già un punto che non si riesce più a controllarla. Di non ritorno, come diceva il professor Giorgi, un punto di non ritorno. Chiediamo anche al dottor Stefano Gambarotto, segretario nazionale Ordine Vittorio Veneto, anche lei l'avrà sentito, l'avrà seguito, cosa ha provato? Possibile che non si possa fare prevenzione prima che succedano queste tragedie? Sì, purtroppo la cosa che è accaduta mi ha profondamente addolorato. Io sono sempre ovviamente dalla parte delle forze dell'ordine, di cui riconosco la grande professionalità. E che non hanno nessuna colpa, assolutamente, anzi. Queste persone fanno il loro lavoro e sono sempre, possiamo dire, impegnati ad operare in condizioni di difficoltà estrema, tra l'altro con gli occhi dell'opinione pubblica puntati addosso. Per le forze dell'ordine in particolare, più in generale oggi per chiunque riveste un incarico pubblico, la situazione non è facile, perché i rapporti sociali, insomma tutti noi ne siamo testimoni, si sono incattiviti, le persone tendono a reagire passando subito alle vie di fatto. Questa, per quel poco che ho potuto capire, grazie a quanto hanno riferito i media, era una situazione che durava da molto tempo, che si era incancrenita e che ormai rendeva ineludibile un intervento. La cosa purtroppo si è conclusa in modo tragico e quindi la nostra solidarietà non può che andare all'Arma dei Carabinieri. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra! Ciao Mirella, quella notizia di ieri è stata devastante, perché le persone sono morte, altre sono ferite. È vero, la situazione, io ho sentito velocemente i telegiornali, anche quelli nazionali, la situazione era andata oltre, perché era dal 2018 che c'era questo sfratto, tutte le burocrazie che ci sono quando fallisci, quando sappiamo come funziona. Molto probabilmente poi avevano mandato il servizio anche i servizi sociali, ma non potevano entrare perché era una minaccia continua. Allora, molto probabilmente il pericolo c'era, ma non è stato ben calibrato, secondo me, perché se sapevano, che l'intervista della sorella, che avevano dei problemi anche psicotici, perché erano psicotici sta gente, arrivati c'è la rabbia, c'è la vendetta, c'è di tutto e di più. E purtroppo le tragedie
È successo quello che è successo. Poi volevo dire un'altra cosa, Mirella, e saluto gli ospiti, scusatemi. Parlavi di tuo nipote che la mamma perché la memoria, hai ragione. Ma non è mio nipote, è il figlio di un assicuratore. Vabbè, scusa, sto bambino di 4 anni, è vero, la memoria di 4 anni è molto, assorbi tutto, perché io mi ricordo delle cose quando avevo 4 anni mi sono rimaste impresse. Dunque, è vero, ma hai detto quella famiglia che attraversava la strada. Io lo dico tutti i giorni, io abito in centro, te l'ho già detto, io sono una retta, il semaforo lo rispetto, le strisce, sia che sia in macchina che sia a piedi, però piano. Quando dico qualcosa, la prima cosa che mi dicono, come a te, ha ragione. Allora, sto discorso ha ragione. Cos'è sto discorso hai ragione? È come dare uno schiaffo e si scusa, abbiamo ragione. Ma che ci sono? Grazie Sandra, fammi andare avanti perché devo sentire anche l'altro ospite. Comunque sei stata molto chiara e ti ringrazio. Continua così a fare come dice sempre Mirella, a impegnarsi, ecco, quando si vede qualcosa che non va bene, ecco, bisogna fare anche questo, ecco, perché è quello che dobbiamo fare tutti, a mio avviso, questa goccia sul mare. Allora Vittoria, anche lei volevo sentire, ecco, la sua impressione. Ieri, ecco, si parlava, con lei parleremo di caccia, di fucili, questi giocavano con l'esplosivo, ecco, è tutto pianificato, tutto messo in ordine. Ecco, cosa ha provato Vittoria anche lei come persona, ecco, contro la violenza, ma questi sono stati tirati non per i capelli di più, nessuno che controllava, che andava a verificare, ecco, come stavano queste persone psicologicamente. E poi è successo quello che gli carabinieri poveretti hanno fatto il loro lavoro, ma là c'era una squadra che doveva muoversi, più esperti prima di arrivare all'interno della casa. Prego. Sì, grazie. Chiaramente la notizia è stata devastante per tutti noi che l'abbiamo ricevuta così dai primi telegiornali e radiogiornali del mattino. È stato veramente un colpo al cuore, soprattutto perché lì sappiamo che c'erano questi carabinieri e non solo loro, quelli purtroppo che sono deceduti, ma tanti altri che erano lì per lavoro, cioè di fatto stavano lavorando per ripristinare quelli che sono le regole, le convenzioni del nostro vivere civile, e purtroppo c'è stata una premeditazione nell'uccisione di queste persone ed è gravissimo, cioè è sostanzialmente un omicidio premeditato dal mio punto di vista. Quello che non mi sento di dire è che entrare nel merito del perché, cosa si sarebbe potuto fare in alternativa. Io sono un esponente di un'associazione di tutela ambientale, ci sono persone molto più formate di me, molto più competenti di me, che sicuramente potranno apprendere da questa nefasta, terribile lezione le indicazioni perché le cose non accadano più in questa maniera. Purtroppo però non si può, quando si tratta di vite, non si può andare per tentativi, non è che si può dire vabbè, sono morte 3 persone, adesso faremo cose diverse perché non ne muoiano più. Bisognerebbe prevenire tutto, questo lo vorremmo tutti noi, prevenire, evitare che possano succedere disgrazie, no, non è una disgrazia perché c'è stata una premeditazione, accadimenti del genere, quindi non mi sento veramente di individuare colpe e responsabilità. Prendo atto di quello che è successo, è una questione terribile, penso alle famiglie di questi carabinieri che sono stati uccisi, penso al loro dolore, delle persone che restano, e questo per me è sufficiente. Vedi Vitturi, ci diamo del tu perché tanto ci conosciamo, il problema è uno solo però, che possiamo arrivare per migliorare la qualità della vita di tutti. Abbiamo tantissime associazioni di volontariato che potrebbero occuparsi anche di queste persone
Il problema è che non ci vogliono e non ci chiamano, perciò noi non possiamo arrivare perché non conosciamo i nomi e le vie delle persone dove abitano. Perciò se vorremmo anche fare qualcosa per cercare di farli sentire meno sole, non ci arriviamo perché dividi e ti impera. Questo è quello che mi fa rabbia, Vitturi. Non che io devo trovare le soluzioni, ma io dico che si potrebbero trovare delle soluzioni tutti assieme, perché qui non è una squadra, cioè non è uno che si deve, è una squadra assieme che deve muoversi per aiutare le persone in difficoltà, perché ognuno deve fare il proprio lavoro. Ma siccome tutti facciamo tutto ormai, poi ritroviamo queste situazioni come ho raccontato all'inizio, ecco questa corda che questo ragazzo aveva preparato, ecco con questo nodo enorme, la mamma se non mi chiamava, ecco su una strada frequentatissima, casa nascosta dagli arbusti, una sporcizia, 5 anni che non usciva di casa questo ragazzo, cioè la mamma ha chiamato la Mirella, cioè, ma siamo arrivati a questo punto e continuiamo a discutere come facciamo per aiutare. Allora io vorrei sentire anche cosa fa, e poi andremo a parlare di caccia, cosa vuol dire la caccia nel 2025 con Massimo Vitture, Gabriele Prodomo, Cavaliere dell'Ordine Vittorio Veneto. Però mi scusi Cavaliere, ma abbiamo Anna da Vicenza. Ciao Anna. Ciao Mirella, buongiorno. Tu prima hai fatto un esempio, vero? Dei genitori. Domenica ho sentito a casa mia che discutevano per i figli. Devono andare in bici. La mamma tutto ok, tutto facile, tutto questo, tutto quello. Il papà invece no, più attento. La nonna deve tacere. Cosa vuoi fare con i genitori di oggi? Sono così, sono demoralizzata. Cosa si deve fare? Sì. Dimmi tu. Anna cara, hai ragione, ecco, se ascoltassero di più anche questi nonni che hanno un'esperienza enorme, che forse ragionano anche più col buon senso, che sono quelli che mediano, sono gli angeli custodio, dico sempre, sì, delle famiglie fortunate, chi li hanno e chi li ha magari non sa apprezzare il grande dono, questo scrigno d'oro che hanno. Cavaliere, cosa mi racconta? Allora spieghiamo cosa fa. Noi dell'associazione, ripeto qua, c'è il segretario nazionale che è molto attivo, specialmente sul fatto storico. Noi, questa associazione è rinata circa 4 anni fa, perché i cavalieri sono tutti morti. Noi siamo gli eredi e stiamo portando avanti questa... Chissà cosa diranno dall'alto cavaliere, quello che vedono. No, mamma mia, chissà cosa diranno. Diranno ma stiamo meglio qua che giù. Sì, prego. Loro al suo tempo, nella prima guerra mondiale, quarta guerra di indipendenza, hanno lavorato perché l'Italia fosse unita. Sì. Però poi gli altri dovevano lavorare per farla unita e soprattutto in queste cose che accadono, se ci fosse più organizzazione prima. Esatto. Io ieri vedevo, mentre pranzavo con mia moglie, una trasmissione di un giornalista che ha scritto un libro, come esempio in Giappone. Diceva che lì possono andare i bambini come una volta succedeva a noi, parliamo di 40 anni fa, 50 anni fa, i bambini potevano andare al negozio a 100 metri, a 200 metri, tornava a casa, cioè bambini di 5, 6, 7 anni, perché la mamma gli diceva di andare a comprare qualcosa. Oggi non lo si può più fare, perché questo fatto che è accaduto dei carabinieri e di tutti gli altri, anche civili che sono morti, bisogna lavorare su tutto lo stivale, cosa significa la sicurezza nelle strade, dappertutto, e in queste condizioni quello non è un caso unico, ce ne sono molti altri in Italia, Milano, Roma, i grandi centri. Gente che poi, tra virgolette, non trova un ricovero dove dormiva, dorme per la strada. Questa è inciviltà. Vuol dire che, sì, come diceva lei, abbiamo raggiunto il benessere, ma in che maniera? In Giappone sono i più longevi del mondo e arrivano oltre i 90 anni, 100 anni in una maniera serena. Qui si arriva per spiriti di Dio, diciamo così. Non c'è un'organizzazione a livello globale dove sostiene queste cose. Noi per la nostra associazione, credo, noi perché siamo tutti un gruppo molto coeso, specialmente con i 2 vicepresidenti, l'altra volta ho portato la Barbara Denardi, sì, e quindi in futuro magari anche altri,
perché stiamo lavorando per qualcosa che ha dato un senso il secolo scorso. Cioè queste persone, che la cosa poi a quei tempi più difficile era che tutta Italia, da Trapani, Val d'Aosta, la cosa più difficile era quella del dialetto. Questi sono andati in guerra, non sapevano l'italiano, quindi forse sapevano solo fuoco all'attacco, ma tra di loro, quelli che abitavano in Sicilia, quelli che abitavano in Puglia, parlavano una lingua diversa, però sono stati coesi in un intento dove finalmente l'Italia, perché è la nazione più giovane diciamo, in Europa rispetto a Francia, Germania e tutte le altre, quelli non sono morti per niente. Sono morti per stare assieme. Allora, quello che vorrei capire col dottor Stefano Gambarotto, come dice giustamente il Cavaliere, c'è un obiettivo da raggiungere, certo, che è il bene della comunità, alla fine, è quello che per tutti quanti quelli che veramente cercano di mettere la goccia sul mare, l'obiettivo è da centrare. Il problema è che non ci ascoltano. Ecco, perché è un momento molto particolare anche per l'associazionismo. Voi vedete la burocrazia cosa sta facendo, se dobbiamo girare col commercialista e con l'avvocato, ma è una roba, dobbiamo pagare per fare i volontari, dobbiamo fare gli stage che non ho capito bene a chi servano. Per carità serviranno, ma c'è associazione e associazione, c'è chi lo deve fare, chi può anche fare a meno di fare. Noi siamo diventati grandi coi volontari, come dice Anna, diversamente giovani, ecco, che il loro tempo lo dedicavano al mondo del volontariato, nonostante avessero figli, problemi, acciacchi. Certo. Voi siete la dimostrazione, state cercando di portare avanti anche voi un volontariato utile per la società. Perché facciamo così fatica ad avere i giovani, dottore? Credo che il problema sia soprattutto di natura culturale. Non è facile far capire a un ragazzo che cosa fa un'associazione, qual è la sua mission, che cosa si può ottenere a livello di crescita personale, ad esempio, impegnandosi nel volontariato. Ovviamente noi siamo attivi in un campo molto particolare che è quello della storia. Il nostro compito è conservare e tramandare il passato, perché chi erano e chi sono oggi i Cavalieri di Vittorio Veneto, se vogliamo spiegarlo un attimo, certo, ai suoi telespettatori. Nel 1968 cade il 50° anniversario della vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale e quindi lo Stato decide di creare apposta un'onorificenza, il Cavalierato di Vittorio Veneto, che viene concessa a tutti gli ex combattenti della Grande Guerra che nel 1968, a 50 anni dalla fine del conflitto, erano ancora in vita. Pensi che vengono concesse 1.200.000 di queste onorificenze. Esatto. E il combattente doveva attraverso il proprio comune presentare la domanda, che poi una commissione a Roma avrebbe esaminato e approvato, e quindi abbiamo 1.200.000 di questi titolati. Naturalmente, purtroppo, con il passare del tempo queste persone sono venute meno e quindi l'associazione rischiava di estinguersi. Per mantenerne viva la memoria, come ricordava il Presidente poco fa, l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto 4 anni fa, che era tra i soci fondatori di questa associazione, che originariamente era nata a Genova, dopodiché i creatori, i fondatori decisero, per ovvi motivi, di spostarla nella città che aveva dato il nome all'ultima battaglia combattuta sul fronte italiano, quindi Vittorio Veneto. Di fatto quindi l'associazione riuniva tutti i titolati per assisterli e per fare attività sociali, attività e continuare culturali, quel percorso iniziale, quel percorso e quei valori, soprattutto che quelle persone avevano difeso combattendo nella Grande Guerra. Oggi, se vogliamo, la nostra aspirazione è un po' questa: portare avanti i valori legati alla patria, alle nostre tradizioni, ma fare anche attività di studio, attività scientifica legata appunto alla conoscenza, alla divulgazione della storia. Dottore, mi scusi se le faccio sta parentesi, certo, dottor Gambarotto, ma secondo lei noi italiani siamo patrioti?
Io direi... Stava dicendo di no, dottore. No, io sono d'accordo col dottor direi che Gambardotto. non è un sentimento molto sentito, però noi insomma ci impegniamo proprio. È più individuale. Sì. Da che angolazione la guardi? Nel senso di attaccamento al paese nel quale sei nato e che vuoi però non è colpa dei giovani. Allora sentiamo anche ne abbiamo però sì, che si sono lo so, però noi dobbiamo guardare a 360 gradi e cercare di divulgare ancora di più quello che è il mondo dell'associazionismo, che è molto importante. Allora andiamo a vedere questo servizio, visto l'apertura della caccia, e poi andiamo a Belluno e sentiamo poi cosa dice Massimo Vitturi. Andiamo a sentire. La caccia è normata da regole articolate e per certi versi complesse, non sempre facili da dipanare per i non addetti ai lavori. Nei media e sul web era detto ovunque, per esempio, che la caccia iniziava dal 1° settembre. A Belluno si apre la caccia il 1° di settembre esclusivamente alla specie capriolo maschio e camoscio maschio. Però tantissime riserve non rispettano questa apertura, hanno la facoltà di spostarla e probabilmente il tutto andrà alla 3 di settembre, che è la giornata canonica di apertura della caccia. In realtà però alcune forme di attività venatorie avevano goduto di aperture anticipate. A Belluno già da 2 anni o 3 anni c'è una preapertura per soddisfare un po' le richieste del mondo agricolo alla specie cervo, solamente al piccolo e al cervo fusone o al cervo sottile, che sarebbero i 2 cervi nati l'anno scorso. Insomma un calendario semplice solo per gli addetti ai lavori. L'apertura per tutte le specie cacciabili sarà in definitiva il 21 settembre. Qui è l'apertura alla 3ª domenica di settembre, che mi sembra che sia il 21, si apre ufficialmente la caccia. Allora saluto anche Michela qua, biologa per l'AV, mi scusi ma non riuscivamo a avere proprio il collegamento perfetto. Allora abbiamo visto questi animali, allora si presenta e cosa fa e cos'è la caccia nel 2025, prego. Per Massimo Vitturi, io... Sì, tranquilla, l'abbiamo sentito, vada tranquilla. Ok, grazie. Sì, posso intervenire? Sì Massimo, vai avanti tu perché abbiamo anche il collegamento, non si sente bene, vai. Ok, grazie. Sì, abbiamo visto questa intervista che si riferisce alla provincia di Belluno. In provincia di Belluno si fa soprattutto caccia di selezione, cioè agli ungulati, si parlava del cervo, per esempio, il capriolo, eccetera. Quindi è una caccia, diciamo, un po' particolare, però sempre finisce ad ammazzare animali che non hanno alcuna responsabilità, sono animali innocenti che vivono la loro vita e fanno quello che è possibile per sopravvivere, che è quello che facciamo anche noi umani, e per questo a volte vi sono delle interazioni con gli interessi umani, ed ecco che la risposta dell'umano, come capita anche all'interno della nostra specie, molto spesso è prendere un fucile e scaricare tonnellate di piombo per uccidere questi animali. La caccia si è aperta effettivamente, l'apertura generale al 21 settembre, che è la 3ª domenica, però buona parte, quasi tutte le regioni italiane hanno concesso, come ogni anno, è una concessione ulteriore che viene fatta dai presidenti delle regioni, di aprire la caccia ad alcune specie fin dal 1° di settembre. Quindi quando ancora è caldo, quando ancora ci sono molte persone in giro, molti cittadini normali che fanno le loro escursioni, quindi comportando, oltre all'uccisione degli animali che finiscono nel mirino dei cacciatori, anche l'incremento dei rischi per queste persone che fruiscono in maniera diversa, non violenta, della bellezza della natura. Caccia che poi terminerà entro la prima decade di febbraio, almeno per quest'anno, o meglio per il 2026, per questa stagione venatoria, perché in questo momento al Senato è in discussione un disegno di legge, il 1552, che praticamente rivoluziona al peggio quella che è l'attuale legge sulla caccia. Sostanzialmente
parlando anche appunto di limiti della stagione di caccia, il limite che vi accennavo poco fa alla prima decade di febbraio sarà cancellato, cioè virtualmente la stagione di caccia potrebbe durare tutto l'anno, estendersi quindi anche in primavera, che è un periodo molto critico soprattutto per gli uccelli migratori, e questo un po' per dare risposta anche a quelli che raccontano che la caccia serve a migliorare la biodiversità, a favorire gli equilibri fra le specie presenti sul territorio. Ecco, quindi poter sparare agli uccelli migratori durante la fase migratoria, quindi la fase poi prenuziale, quindi la fase riproduttiva, è un abominio che non si può veramente tollerare. Tuttavia questo è solo uno degli elementi. Chi è che decide dove, quando partire, ecco, come legge, come tempi sulla caccia, Vitturi? Prego, non ho sentito. Chi è che decide le date dell'apertura e la chiusura della caccia? Beh, la legge nazionale dà il limite massimo, diciamo, quando al momento è, come dicevo, dalla terza domenica di settembre alla prima decade di febbraio. Poi ogni regione dispone all'interno di questo intervallo i limiti a seconda delle diverse specie e della scelta che fanno i singoli cacciatori. Quindi le responsabilità sono nei margini più generali lo Stato, nei margini precisi e definiti con i calendari venatori ogni singola regione dispone per il proprio territorio i limiti massimi della stagione. Molto chiaro, perché noi abbiamo bisogno anche di chiarezza e di trasparenza, perché nessuno racconta mai niente, si va sempre a Roma, magari ci fermiamo anche un po' vicino e vorremmo capire meglio com'è la situazione. Grazie Vitturi, era interessante questo chiarimento. Abbiamo Leone da Trebaseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto tutti gli ospiti. Allora io qualche tempo fa sono stato vittima di una truffa e sono andato dai carabinieri a denunciare, era di pomeriggio e era chiuso. Allora sono andato il giorno dopo, al mattino, e il server non funzionava. Poi sono andato il terzo giorno, finalmente ho potuto denunciare quello che era successo. Poi dopo, un altro giorno, sono tornato per delle informazioni. Intanto che ero là, arriva uno che era stato truffato, giovane, perché io sono anziano, a truffare un anziano è roba da ridere. Poi ne arriva un altro che era stato truffato, e questo carabiniere lì da solo, poveraccio, va in escandescenza. Ma come fate a farvi truffare così? Ma poveraccio, io non lo so, ma sono troppo pochi questi carabinieri. Non è che magari potremmo impiegare un po' più di carabinieri, metterli in condizioni che magari acciuffano questi truffatori. Ciao Mirella, grazie. Purtroppo la truffa regna sovrana tutti i giorni, bisogna stare attenti quando si esce da casa, quando si è all'interno della casa, perché arriva di tutto e di più su questo cellulare. Stare attenti ad aprire i messaggi, mi raccomando, non rispondete ai messaggi che non conoscete, non rispondete, fateli vedere a qualcuno, ma non vi pensate di aprire e di rispondere ai messaggi, mi raccomando, state attenti a quello che dice la Mirella tutte le mattine, state attenti, non fidatevi, neppure se viene i carabinieri in divisa, non fidatevi, non abbiate paura, non succede niente se non aprite la porta. Chiamate qualcuno e poi aprite la porta e non rispondete al telefono se il numero non è conosciuto. Detto questo, vorrei andare anche, vediamo se Michela qua è collegata. Sì, io vi sento. Eccola qua, adesso ci sente. Se voleva aggiungere qualcosa oltre a quello che ha detto Massimo Vitturi, prego Michela. Buongiorno a tutti, io sono qui e vi parlo come responsabile per l'area ricerca senza animali per l'AV, quindi Vitturi è un collega e parliamo di questa tematica che comunque riguarda lo sfruttamento degli animali e dell'ambiente. Il fenomeno della sperimentazione è un fenomeno purtroppo attuale che coinvolge quasi 400.000 animali all'anno che
vengono utilizzati e uccisi nei laboratori italiani, arrivando a circa 10 milioni in Europa. È un argomento che riguarda tutti, non riguarda soltanto le associazioni animaliste di cui io e Massimo facciamo parte e le rappresentiamo, ma è proprio il diritto a una scienza diversa. Purtroppo è ancora molto radicato il messaggio che la sperimentazione animale sia un male necessario. Non è assolutamente così, siamo nel 2025, per fortuna esistono dei modelli di ricerca diversi, definiti alternativi o sostitutivi, che hanno come modello l'uomo e non più un ratto o un topo che si pretende sia in versione gigante un essere umano. Il modello animale fallisce in quasi il 95% dei casi, quindi statisticamente è un modello altamente fallimentare, e noi di LAV, insieme a altre coalizioni europee, ad associazioni scientifiche, portiamo avanti e chiediamo una scienza diversa che sia basata su dei modelli completamente animal free. Questo argomento si instaura comunque anche nel contesto ambientale, perché ricordiamo che grazie alla sperimentazione animale abbiamo e continuiamo a riversare nell'ambiente tonnellate di sostanze tossiche risultate in maniera pilotata, innocue sugli animali, e che poi vengono commercializzate e messe nell'ambiente, e quindi l'ennesimo sgarbo che si fa alla terra che ci ospita. Molto chiara, veramente la ringrazio anche per far capire che forse dobbiamo, come diceva prima che ho avuto il premio Nobel il professor Filippo Giorgi, climatologo, forse sarà il caso di fare un passo indietro tutti quanti, perché se andiamo avanti in queste condizioni, dopo aver sentito anche Massimo Vitturi, ecco, non so cosa lasceremo a questi ragazzi, veramente, che sono loro che si battono per l'ambiente, sono loro che scendono nelle piazze, anche delle volte giudicati male dai diversamente giovani, perché non riescono a capire invece che sono stanchi, ecco, che vorrebbero un ambiente diverso, perché io vedo i giovani che fanno questo, Cavaliere. Ecco, una volta che andavano in guerra erano i giovani, 15 anni, 16 anni, andavano in guerra, non sapevano neppure il perché, però la patria, dicevano vai per la patria, e nella patria hanno lasciato le loro vite, ecco, e continuiamo a vedere queste cose purtroppo. Ecco, come commenta? Ecco, cosa vuol dire invece dare dei messaggi di pace, far capire che si può veramente, basta vedere col dialogo, arrivare col buon senso, arrivare a un accordo, l'abbiamo visto, ecco, quando i grandi miliardari si riuniscono l'accordo arriva. Il problema è vedere come si spartiscono la torta, ma la torta c'è, ci sono la torta c'è. Sotto molto profondi. Ecco, io direi una cosa, che ogni giorno, quando ci si confronta nella vita, bisogna capire che l'altro è uguale a te, ha gli stessi diritti, rispetto e quant'altro. La base è quella, perché se io incontro un'altra persona e già i miei pregiudizi mi mettono sopra o sotto quella persona, non andiamo nella stessa direzione. Invece bisogna lavorare per questo. Quindi noi, come diceva Stefano, stiamo lavorando anche con dei giovani e portare dentro questo contesto, perché non è una cosa nostra, è una cosa che nel secolo scorso forse è stata tra le più importanti, unire l'Italia e far capire che finalmente si poteva lavorare assieme. E invece in questa maniera, come siamo in questo contesto adesso, è un po' difficile, perché abbiamo visto l'altro ieri quelle dei carabinieri, domani ce ne sarà un altro, c'è Milano, Roma, ripeto, i grandi centri dove non si può uscire dopo una certa ora. E quindi anche i giovani che giustamente vedono questa situazione, non gli piace, dice in che mondo siamo, cosa ci stanno costruendo per noi, i grandi anche, quelli che hanno esperienza. Si può morire per sedare una rissa, abbiamo visto cosa è successo a questo ragazzino, ecco, ma indipendentemente delle colpe, ma si può uccidere? Perché sono finiti i principi, perché una volta, posso dire, mio padre basta che mi guardava un attimo, avevo capito tutto, non parlava, era di poche parole, una volta erano un po' così, un po' tutti quanti, no? Però si capiva con un gesto, era più mia madre che mi diceva qualche volta, magari qualche scappellotto così, raramente, ma mio padre quando andava la sera, io mi ricordo un passato e un'educazione che abbiamo avuto tutti i fratelli nelle serie, cioè l'altra persona che è di fronte a te è uguale a te, e se puoi donare qualcosa di tuo
per insegnarle e riceverlo anche. Era un padre autorevole, non autoritario, era autorevole, che è importante, la presenza. Ma soprattutto, signora, con l'esempio. Io non posso dire niente perché non è che lui alla sera rientrava a mezzanotte, alle 2, 3, come voleva lui, no, lui di esempio, allora era a casa, come anche noi dovevamo essere lì. Ma questo dico, nei tempi di oggi è un po' esagerato, No, però... il mondo è cambiato, diciamo, però i valori dovrebbero essere valori. Rimangono quelli, Allora, sentiamo anche il dottor Gambarotto. Dottor Gambarotto, cosa dicono questi ragazzi che arrivano a voi? E chi sono questi ragazzi? Sono figli di, nipoti di? Perché c'è un qualcosa che parte dalla famiglia, siamo sempre là. Il primo anello è la famiglia. Ma allora, i ragazzi che vengono da noi in associazione in genere sono persone in primis appassionate di storia. Molti sono proprio studenti di storia e quindi questo interesse per ciò che è accaduto nel passato li porta in associazione con il desiderio di collaborare. E questo è molto importante. Lei prima diceva non morire, giovane che muore per la patria. Oggi tutti noi condanniamo le guerre, ovviamente, in prospettiva di una guerra, manifestazioni, eccetera, ma non è sempre stato così in Europa. Ecco, quello che sto per dirvi può stupire, ma nel 1914, nell'imminenza dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, dalla quale poi nasceranno i Cavalieri di Vittorio Veneto, quando si presentò la prospettiva della guerra in Germania, in Francia, in Inghilterra, si doveva letteralmente respingere la gente dalle caserme, tanti erano i volontari che, io dico, correvano in gioiosa rincorsa verso la morte. La cultura era profondamente diversa all'epoca. Oggi la cosa è radicalmente cambiata, ma all'epoca determinati valori, il Novecento è stato il secolo degli ismi, no? Tra cui il nazionalismo è stato uno dei più importanti, ti conduceva per mano fino al campo di battaglia. Oggi, per nostra fortuna, la situazione è radicalmente cambiata e noi, come l'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto, portiamo avanti questi obiettivi di pace. Noi ci battiamo perché quello che è accaduto sia di esempio in modo da non doverlo ripetere e di non costringere altri giovani a ripetere quelle esperienze tragiche. Vede, dottor Gambarotto, io penso che tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi mesi, questa sollevazione anche del popolo che è andato nelle piazze, io ho telefonato un 92enne che lui non riusciva più a dormire ed è andato in piazza San Marco da solo a protestare. Ecco, io volevo protestare. Io penso che tutto è servito per arrivare a questo accordo, adesso vedremo. Cioè tutti quanti quelli che hanno fatto qualcosa sono serviti, non è vero che non sono serviti. No. Ecco, questa l'opinione pubblica mondiale che ha sollevato, perché dappertutto si manifestava per la pace, quello che vedevo era che tutti quanti, giovani, meno giovani, vogliono vivere in pace, vogliono vivere in pace. Ecco, anche la caccia sarebbe riflettere sulla caccia. Ecco, sentiamo prima Vladimiro da Rovigo, poi andiamo da Vitturi. Vai Vladimiro. Grazie mille, ciao a tutti quanti, vado velocissimo. Volevo fare una domanda all'ospite in collegamento per la caccia. Prima due velocissime cose, cioè ma se una persona va in banca a chiedere un cospicuo mutuo, tra l'altro anche in modo un po' da come si era sentito truffaldino, quindi molto cosciente di quello che faceva, e dopo non rendi i soldi alla banca, è sbagliato parlare delle banche sanguisura, perché una banca non deve essere sanguisura, un vampiro, ma non è neanche un'ente di beneficenza, cioè quelle persone si cercare in buona parte il suo destino. Per quello che riguarda la signora del LAV, appoggio incondizionato e basta, cioè non è altre parole da dire, ma voglio fare una domanda all'ospite in collegamento della caccia, no? Non so come che si chiama la sua organizzazione. Vitturi, Massimo Vitturi, presidente sì, LAV. Ecco, no, perché se può chiarire un aspetto, perché sentendo diversi anche suoi colleghi, non riesco a capire se voi altri siete per regolamentare la caccia in modo giusto. Io non sono all'altezza, quindi mi appello a voi per questo. O come sembra a volte siete per eliminare completamente la caccia, perché ascoltando alcuni suoi colleghi sembrerebbe questo a volte, cioè che voi voleste che i cacciatori spariscero, che la caccia sparisse. Io non è che sono favorevole, non sono cacciatore, però per chiarire, per capire bene, perché
è come il della banca, no? Cioè, se il comportamento è logico, ragionevole, si può anche appoggiare. Se arriva agli estremi, allora comincia a essere un problema poterlo anche appoggiare. Grazie dell'eventuale risposta per chiarire. Grazie, buongiorno. Grazie a te Vladimiro. Allora dico anche alla regia intanto che parla anche Massimo Vitturi, perché devo andare avanti e di mandare anche le immagini che ha mandato anche la dottoressa Quan. Prego Vitturi. Sì, grazie Mirella. Sì. La caccia è già regolamentata. Esiste una legge nazionale che è stata varata nel 1992, quella che verrebbe demolita dal disegno di legge di cui accennavo nel mio precedente intervento. Quindi la caccia è già di fatto deve sottostare a certe regole. Come associazione noi rappresentiamo quell'80% dei cittadini italiani che da sempre si dichiara contraria alla caccia, quindi noi siamo per l'abolizione totale della caccia, quindi il divieto di poter uccidere animali per divertimento, come fanno invece circa lo 0,7% dei cittadini italiani che sono i cacciatori. Quindi vediamo c'è anche un fortissimo sbilanciamento democratico, perché i dati di Eurispes, che ogni anno propone dei sondaggi che riguardano la società italiana, ogni anno anche intervistano i cittadini sulla loro posizione rispetto alla caccia, e negli ultimi 10 anni i dati parlano sempre di un 76-82% di cittadini che si dichiarano a favore dell'abolizione della caccia. Quindi, ed è lo stesso pensiero che porta la mia associazione, la LAV, è un'associazione animalista, quindi per la tutela dei diritti degli animali, e quindi contraria all'uccisione degli animali per divertimento. Dottoressa Quan, come commentiamo queste immagini che stiamo vedendo? Ecco, che immagini ti ha mandato? Prego dottoressa. Sì, sono immagini di recupero e salvezza di alcuni beagle, perché ricordiamo che in Italia è ancora possibile utilizzare i cani anche per la sperimentazione animale, quindi lo stesso cane che noi teniamo in casa gode di diritti e tutele che dentro un laboratorio vengono completamente cancellate, perché è sottoposto a vivisezione, anche se è una parola che fa ancora paura, ma che purtroppo è attuale. Grazie a LAV abbiamo ottenuto negli anni il recupero di varie colonie di primati non umani, di topi e anche di gatti, e nell'ultimo periodo anche di cani che sono stati affidati a LAV dopo un sequestro della procura, quindi non nascono da un accordo con l'università, come invece è successo per altre colonie, nelle quali l'Ateneo si è impegnato a chiudere per sempre le linee di ricerca sui primati non umani, e dismettendo le colonie di primati le hanno affidate a LAV dentro dei centri di recupero chiaramente specializzati. In questo caso invece parliamo del caso dell'azienda veronese Aptuit, che è stato oggetto di un processo ancora in corso e che ha visto il sequestro di più di 50 animali tra primati non umani e cani che sono stati affidati a LAV, con l'accusa di uccisione e maltrattamento per l'ex amministratore delegato e i 2 veterinari coinvolti. Purtroppo i laboratori sono degli ambienti chiusi, nessuno sa che cosa succede all'interno, sono degli ambienti che vengono costantemente giustificati anche sui media. Voi fate un lavoro importantissimo di informazione e trasparenza verso un fenomeno che non c'è. Il cittadino non ha accesso a quello che succede all'interno dei laboratori, nonostante lo finanzi con le tasse, perché ricordiamo che la vivisezione viene sostenuta da tutti i cittadini attraverso le tasse, che avrebbero diritto di conoscere quello che avviene all'interno dei laboratori. Purtroppo le poche volte che le telecamere riescono ad entrare scoprono delle violenze, scoprono il non rispetto nemmeno delle condizioni minime previste dalla legge. Ricordo che la legge permette a un cane di vivere tutta la sua vita in una gabbia che è grande più o meno come un tavolo, o addirittura una scimmia tutta la sua vita all'interno di una gabbia che è grande come un tavolo, sottoterra, lontano dalla luce del sole, lontano dalla carezza, dalla possibilità di socializzare. Quindi sono animali che non solo subiscono le procedure sperimentali, ma a queste si aggiunge la stabulazione, cioè il mantenimento all'interno di questi ambienti che sono totalmente artificiali. Dottoressa Qua, mi scusi la parentesi, allora come lei è una biologa,
Come possiamo parlare di ricerca e poi vivisezione? Lei è biologa, ce lo spieghi perché è molto importante. Lei ha detto una cosa che si sa poco: tutti paghiamo la vivisezione, nessuno ce lo dice con le tasse che paghiamo, e invece la trasparenza dovrebbe regnare sovrana perché sono soldi pubblici. Prego, dottoressa. Grazie per aver fatto questa richiesta e invito tutti i telespettatori ad andare sul nostro sito, che è www.lav.it, per conoscere e approfondire questa materia, perché purtroppo i media non fanno la corretta informazione. Come biologa e insieme a me e tanti altri professionisti scientifici sosteniamo una ricerca senza animali. Il metodo alternativo, quindi il modello non animale, è stato riconosciuto scientificamente da 1959. Purtroppo non viene sostenuto nel nostro paese, dove si continua a difendere il modello animale, come diceva il collega Vitturi prima, no? Cioè noi abbiamo comunque una impostazione culturale e politica che promuove la sperimentazione animale, la caccia, lo sfruttamento degli animali a 360 gradi su tanti altri campi. Ricordo che il modello animale non è mai stato scientificamente validato, cioè significa che non è riproducibile, perché è chiaro che se io testo una molecola su un cane o su un ratto o su un topo o su una scimmia o su un pesce, il risultato cambia e quindi non è standardizzabile questo modello. Noi abbiamo bisogno di modelli che siano predittivi, sicuri, utili per l'essere umano. Noi abbiamo delle malattie che stanno piegando la nostra specie, come tutte le malattie legate ad esempio ai problemi di diabete, di colesterolo, di cancro, di malattie neuropsichiatriche, la depressione in grandissimo aumento, l'autismo. Ci sono delle problematiche che affliggono la nostra specie, i cari che ci stanno vicino e per i quali noi non troviamo le cure. Il grosso ostacolo sta proprio nel vincolo al modello animale, che continua a ricevere enormi finanziamenti e continua a produrre dati che non sono applicabili all'uomo. Ripeto quello che ho solamente accennato prima: il 95% delle volte questo modello sbaglia. Ricordo anche che più del 50% dei farmaci che noi utilizziamo viene poi ritirato dal commercio per gravi reazioni avverse non diagnosticate preventivamente sull'animale. Questo significa che ci sono anni di studi delle aziende che chiaramente hanno interessi economici dietro, che immettono, brevettano delle molecole grazie alla sperimentazione animale, che è un paravento giuridico anche, e per poi ritirarli dal commercio, ma tanto ormai hanno molto venduto. chiara, dottoressa. Devo interromperla un secondo perché abbiamo Paola da Padova, se no mi cade la linea. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi meravigliosi ospiti. Allora, un flash sulla caccia. Io non capisco come nel 2025 consideriamo per divertimento uccidere delle creature meravigliose che riescono a pochi grammi a fare migliaia di chilometri, delle vite meravigliose, e lo chiamiamo sport o divertimento. C'è qualcosa che non funziona in questo ragionamento. Uno per divertirsi ha bisogno di uccidere, quindi per me sono persone da attenzionare, non da relegare come sport. Per quanto riguarda la vivisezione, ringrazio tantissimo la dottoressa della LAV, che però non so, i medici, perché sono loro che dovrebbero studiare e essere preposti, perché testi scientifici su quanto riguarda la vivisezione, che è antiscientifica, non per niente esistono dei meravigliosi testi scritti da grandi professori, non da animalisti, e con questo non è che voglio diminuire la parola animalisti, tutt'altro, tipo il testo Vivisezione o Scienza del professor Pietro Croce e tantissimi altri testi, dove è spiegato scientificamente come la vivisezione non solo è inutile e sarebbe già abbastanza, ma quanto sia dannosa, perché fuorviante dalla vera scienza. Grazie Paola, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Ho 4 ospiti, ma sei stata chiarissima. Poi ti risponderà sia il presidente Vitturi che la dottoressa Quan, però vorrei andare un attimo dal cavaliere veramente Prodomo. Cosa vuol dire uccidere? Ecco, lei ha parlato di guerre, noi parliamo della terra, perché c'è un unico cielo,
però si continua a morire con delle armi sofisticatissime, non sono più le armi di una volta, adesso basta che schiacciano un bottone e da sottoterra vedi che partono questi raggi, poi sono i droni, adesso abbiamo i droni. Ma cosa dice lei? Che messaggio diamo a questi giovani che poi invece continuiamo a dire che loro vogliono pace, un ambiente sano, loro non... Si parlava una volta, io direi che dobbiamo parlare il futuro. Loro non vogliono più lavorare come si lavorava una volta, loro vogliono anche avere il rispetto per la loro esistenza, cioè vivere nella maniera dignitosa, avere una certa anche libertà, perché qua sembra che bisogna lavorare dal lunedì alla domenica, non più 8 ore, come dicevano le mondine. Ieri ho sentito una canzone delle mondine bellissima, non ti bastano più le 8 ore, dimmi quante dobbiamo farne, perché si sta arrivando a questo. Io ieri parlavo con un cameriere che mi diceva, sai Mirella, dicono che non trovano personale, diciamo la verità, quanto ci pagano e quante ore facciamo rispetto a quello che dovremmo fare, perché c'è il dopo che nessuno dice. Quando abbiamo finito il turno di lavoro bisogna pulire, sistemare, ma quello non viene mai conteggiato, non si sa il perché, è un conteggio extra. Capisci che questi ragazzi non sono più i ragazzi di una volta, loro non vogliono essere sfruttati, sono ragazzi che hanno studiato, che hanno diplomi, che stanno cercando di arrotondare per continuare la scuola. Andate a vedere nei ristoranti, nei bar, dove i ragazzi non hanno voglia di fare niente, chi lavora all'interno di questi esercizi pubblici. Andate a vedere se sono diversamente giovani o sono giovani che hanno voglia di arrotondare uno stipendio o qualcosa per arrivare a un titolo di studio onorevole. Prego. Ma io dico che sono due cose un po' in contrapposizione, perché il futuro va avanti e i giovani vorrebbero essere riconosciuti nella loro dimensione, no? E quindi lavorare sulle due cose che oggi si combatte, ripeto, con i droni, basta premere un pulsante e si va via tutto quanto, non si dà rispetto a quei tempi per costruire queste cose dei giovani. Quindi si pensa ormai il telefonino e quant'altro ci porta in un'altra dimensione, un'altra cosa. Quindi secondo me si dà poca considerazione al valore dei giovani che sono il futuro. Cioè, come dovremmo dare più risposte e esempi a queste cose, perché non è che abbiamo fatto il nostro vissuto e non ci interessa più quello che viene dietro, perché noi dobbiamo lasciare qualcosa agli altri. Francesco da Padova, vai Francesco. Oh, ciao Mirella, ciao. Posso parlare finalmente? Prego. Allora io posso... Tu sollevi i problemi che bisognerebbe stare qui tutto il giorno a parlare, ma tu dopo 6-5 minuti allora. Allora io vorrei parlare con il professor Vitturi. Prego. Allora, caro signor Vitturi, se io lo portassi dalla madre di quel giovane che stava correndo ed è stato ammazzato da un orso, cosa le dice? Mi dica cosa le dice. Mi dica cosa le dice. Se io vado su in montagna con il mio cane e il cane devo dargli l'indomia, perché se vede un orso gli va addosso subito. E cosa devo fare? Ecco. Lei è fatto così, voi dite, ha mai parlato qui magari che gli ammazzano le pecore? Che i lupi gli sbrano le pecore? Ha mai parlato? Mai? Perché quando parlano loro lei si nasconde, va dentro la tana lei. Ecco. Quando c'è da dire qualcosa non ci siete mai. Ecco. Quando ci sarebbero i cinghiali da parlare, cosa si aspetta a sterminare i cinghiali? Cosa servono? Niente. Ecco. Dite mai niente, mai. Francesco, allora aspetta che sentiamo cosa ti risponde Vitturi, visto che c'è, visto che ci mette la faccia sempre, quando lo chiamo è sempre presente, presidente della Lava, e di sicuro non si nasconde, però bisogna, vedi Vitturi quanto è importante venire a queste trasmissioni, perché ecco, bisogna anche capire che c'è una rabbia, perché non vi vediamo, non vi sentiamo, invece la Mirella... Ecco, cerca di avervi ospiti spesso quando siete liberi. Prego Vitturi, così rispondiamo anche alla nostra Paola da Padova. Sì, grazie Mirella. Io più che altro ho sentito molta rabbia nelle parole del Signore, io però comunque voglio dare delle risposte sensate. Provo a incominciare dalla questione, da quel dramma che è successo ad aprile 2023 con la morte
di quel ragazzo che ha avuto un incidente con un orso in provincia di Trento. Cosa direi a quella madre? Io ho un figlio della stessa età di quel ragazzo che è morto. Cosa vuole che dica? Che è terribile, una questione assurda che non doveva succedere, ma più che altro mi farei delle domande sul perché è successa, sul perché è accaduta quella cosa lì. E ho già delle risposte, perché le risposte stanno nel fatto che la provincia di Trento, dopo aver introdotto gli orsi, ovvero averne presi una decina in Slovenia, catturati, traslocati in provincia di Trento all'inizio degli anni 2000, non ha fatto nulla per spiegare ai cittadini come ci si comporta in un territorio in cui c'è la presenza degli orsi. E questa è una gravissima responsabilità delle amministrazioni provinciali di Trento che si sono succedute dal 2000 a oggi. Mai hanno detto ai cittadini cosa fare quando ci si avventura nelle zone abitate dagli orsi, sia per evitare di poter incontrare quegli orsi, ma sia anche per poter gestire quell'incontro senza dover necessariamente farsi del male. Teniamo presente che l'orso, come tutti gli animali selvatici, non è né buono né cattivo e può essere pericoloso. Come può essere pericoloso il nostro gatto di casa mentre sta mangiando o dopo che una femmina ha partorito, se ci avviciniamo può essere molto pericolosa, ma lo sappiamo e quindi stiamo attenti. Analogamente lo si deve fare con qualsiasi altro animale selvatico, orsi compresi. La provincia di Trento non l'ha fatto, purtroppo Andrea Papi, il ragazzo che è stato ucciso dall'orsa JJ4, non sapeva come comportarsi e ha messo in atto tutti i comportamenti che ovunque nel mondo dove sono presenti da sempre gli orsi si sa che non bisognerebbe fare. Noi come LAV per 3 anni nel territorio del parco Adamello Brenta, ovvero nel Trentino occidentale dove sono concentrati tutti gli orsi del Trentino, abbiamo realizzato un progetto informativo da giugno a settembre in cui incontravamo tutti i cittadini che si avventuravano nelle zone abitate dagli orsi per spiegare loro cosa fare per evitare di incontrare gli orsi. Tra i quali suggerimenti, come diceva il signore che ha fatto un intervento, mi scuso non ricordo il nome, ad esempio tenere il cane al guinzaglio. Lui parlava che ci ha fatto un esempio del suo cane quando se ne va in montagna. Il cane, quando ci si avventura nelle zone dove vivono gli orsi, deve sempre essere tenuto al guinzaglio, perché un cane che è libero di muoversi sul territorio potrebbe essere attirato dagli odori, avventurarsi fuori dai sentieri, incontrare un orso lo percepisce come minaccia, insegue il cane quando scappa dove va? Ritorna dal suo proprietario e così si porta dietro anche l'orso. Questo è un esempio che sono piccole regole basilari che tutti dovremmo conoscere quando ci si avventura nelle zone abitate dagli orsi, ma che l'amministrazione provinciale di Trento solamente quest'anno timidamente ha incominciato a mettere qualche cartello di avviso. Quindi purtroppo, al di là della vicenda drammatica e tragica che è accaduta, quello che dobbiamo essere consapevoli è che le istituzioni molto spesso, come accade negli esempi che ha fatto Mirella prima, molto spesso non sono presenti e su questo deve sopperire il volontariato. Noi l'abbiamo fatto in provincia di Trento per 3 anni, poi la provincia non ci ha più voluti sul suo territorio e quindi ci stiamo comunque rivolgendo anche in altri contesti per realizzare dei progetti che favoriscano la convivenza con il lupo. Il signore portava l'esempio dei malgari, sì, ne conosco, li ho incontrati, conosco malgari che lavorano bene e malgari che lavorano male. I malgari che lavorano bene sanno che le regioni mettono a disposizione dei sistemi di prevenzione che evitano le predazioni dei lupi. Cosa sono questi sistemi? Molto banalmente recinzioni elettrificate, cani da guardiania, il pascolo controllato giorno e notte, tutti sistemi che possono, messi assieme, evitare le predazioni. Se qualcuno subisce delle predazioni vuol dire che non ha adottato questi sistemi o comunque se li ha adottati non li ha controllati, manutenuti perché siano pienamente efficienti.
Chiarissimo, grazie Presidente Vitturi per queste spiegazioni molto importanti. È solo con l'informazione che riusciremo ad arrivare anche alle persone. Ecco, io cito sempre il Canada, dove convivono con gli orsi, con i lupi, con tutto, e sicuro non hanno i problemi che abbiamo noi, perché c'è un'informazione al comportamento della persona in quel territorio. Ha fatto molto bene a chiarirlo Vitturi. Allora sentiamo come ci saluta la dottoressa Michela Qua, se vuol dire qualcosa a Paola. Prego dottoressa. Sì, vi saluto ricordando che l'AV sarà in piazza proprio sul tema della ricerca alternativa, chiedendo dei fondi al governo e alle regioni perché finanzino un nuovo tipo di ricerca che sia per il bene di tutti, animali, esseri umani e ambiente. Quindi invito le persone a venire a conoscerci ai nostri banchetti e firmare la petizione. Quando dottoressa? 22... Come? Quando sarete nelle piazze? Il 22 e 23 novembre sul sito della LAV, che ricordo www.lav.it, troverete tutti gli indirizzi e le informazioni. Grazie veramente, grazie alla dottoressa Michela Cuan, biologa, appunto collega di Massimo Vitturi. Pillole di saggezza anche questa mattina, chi intende intenda. Francesco, intendi anche tu per cortesia, perché sono stati chiarissimi. Se hai qualche problema chiamali. Cavaliere, cosa vuole dire? Tante cose questa mattina, sani, morti, vivi. Ho fatto una panoramica di tutto. L'associazione comunque è impegnata non solo alla scrivania a scrivere, è impegnata anche a testimoniare nei vari luoghi. Domenica siamo stati al cimitero austro-ungarico a portare che venivano anche delegazioni, sono venute delegazioni dall'Austria, era un bel corteo. Domenica saremo a Caporetto. L'altra domenica a Retipuglia, l'11 di... E i giovani, ci sono i giovani? Sì, noi abbiamo, come diceva Stefano, abbiamo dei giovani storici che frequentano l'università e che sono sempre più interessati a questa cosa. E l'11 per esempio di novembre, perché il trattato è stato firmato il 4 novembre a Villa Giusti, a Padova per l'Italia, ma però l'11 novembre a Retipuglia sempre c'è un raduno internazionale di 18 nazioni dove commemorano tutti quanti assieme quello che è stato il secolo scorso. Da cavaliere, visto che sono cavaliere della Repubblica, a cavaliere, cosa vogliamo dire ai futuri cavalieri, speriamo i giovani? Di credere in questa cosa, perché non è una cosa senza sostanza, è che stiamo ricordando la memoria di quanti sono partiti anche contro la loro volontà per avere l'Italia unita, sotto tutti i profili però, non solo aver vinto la guerra quella volta è finito tutto, poi c'è il dopoguerra, il dopo di quello che è successo a Gaza, in Ucraina e quant'altro, ricostruire, e se non ci sono delle basi veramente di umanità, di togliere quelle cose che possono distruggere l'amicizia, lavorare più sui valori tra persone e persone, come ho detto prima. Sentiamo anche come ci saluta il dottore, come ci saluta? Lei è segretario di questo partito e soprattutto partito di questa Ordine di Vittorio Veneto, dottor Gambarotto, perché con tutti questi ospiti non capisco più niente. Della Repubblica, il capo dell'ordine. Ecco, perciò ha spiegato bene il cavaliere. Ecco, l'ordine, e soprattutto io punto molto a questi ragazzi, perché voi mi direte che non è vero, però io vedo pochi ragazzi nelle manifestazioni. Primo, sono orari assurdi dove le famiglie non possono partecipare, sempre al mattino, molto presto, la gente, sappiamo, non guardiamo il passato, il futuro, la gente a casa si alza più tardi. Perché non farle al pomeriggio queste manifestazioni su orari dove c'è la partecipazione delle famiglie? Ma perché non lo facciamo? Sempre orari... cosa dice? No, perché veramente mi sembra che continuo a dirlo, ma gli orari non cambiano. 2 domeniche fa eravamo al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, e dove avevamo organizzato un evento che si intitolava Il mistero di Caporetto, fatto alle 16:30 con un ottimo concorso di pubblico. Ecco, è un ottimo concorso di pubblico. E devo dire è stata veramente una bella esperienza. Dobbiamo cambiare gli orari, dobbiamo coinvolgere i giovani, se li intrighiamo arrivano, bisogna intrigarli però, e con quegli orari non li abbiamo, perché sappiamo come funziona, cioè il mondo è questo, è inutile che ce la giriamo.
dobbiamo convincere in qualche modo i ragazzi a fare un importante esercizio di recupero della fiducia nel futuro, che mi rendo conto non è facile visto i tempi che stiamo vivendo. Niente, dobbiamo intrigarli. Io la ringrazio di averci invitato e naturalmente saluto tutti i suoi telespettatori. Certo. Grazie a tutti i miei ospiti, grazie, pubblicità. È con vero piacere che ospito una persona a me carissima, che è Fausta Tocchio, la signora Tocchio, con la stanza di Jacopo, questo figlio che non c'è più ma che lei si è rimboccata le maniche per dare la possibilità ad altri genitori, altri familiari di decidere in tranquillità, con tutto se stessi, ritrovando quell'intimità che solo una stanza come ha creato Fausta Tocchio può dare, che è la stanza di Jacopo. Saluto e ringrazio anche Nicola Salvà Borotto, presidente ACI, Automobile Club di Padova. Per fortuna che è dell'ACI, se no io dicevo in macchina non voglio collegamenti, no, per fortuna è che è dell'ACI, allora la perdono. Questa mattina la perdono, se no non facevo neanche il collegamento. Buongiorno Presidente, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno signora Mirella. Guardi, sono fermo in un parcheggio, in realtà nel parcheggio della motorizzazione civile. Ho un appuntamento più tardi con la dirigente dell'ufficio e sono venuto e sono arrivato prima, mi sono fermato, non sono in viaggio e quindi sono nella mia auto. Ho detto che la perdono perché è dell'ACI, che l'automobile è importante questa mattina perché parleremo anche dell'automobile, perciò questa mattina va bene, va a spasso stamattina con l'automobile. Allora, Fausta Tocchio, cosa vuoi dirci? Intanto buongiorno a tutti. Intanto buongiorno a tutti. Sempre. E soprattutto cosa sta succedendo? Cosa vedi? Questa partecipazione, ecco, questo coinvolgimento di una cittadinanza attiva, come abbiamo parlato col Presidente Bozzetto questa mattina, che era presente anche lui il villaggio delle associazioni. Ecco, dalla tua angolazione cosa vedi? Allora, un clima un po' freddo, ecco, parliamo di clima. Brava. E quindi questa difficoltà a entrare in relazione gli uni con gli altri, che credo che sia a fondamento, cioè siano le fondamenta per creare un gruppo. Un gruppo che si occupa anche di cose assolutamente, completamente diverse e per le quali però c'è bisogno sempre in qualche modo dell'unione, no? Della curiosità, dell'interesse dell'altro e quindi questo scambio continuo di informazioni, di pensieri che altrimenti sempre più rimangono relegati nella casa di ciascuno di noi e quindi non esterniamo, non ci mettiamo in confronto, non litighiamo perché è importante anche lo scontro verbale in alcune occasioni. Questo confronto tosto. Sì. Cioè, ciascuno porta le proprie convinzioni, le proprie idee, confronto tosto. E le mette sul tavolo magari, scontrandosi appunto con l'interlocutore, però si crea una relazione che è fondamentale per portare avanti un processo di cose comuni, ecco, mi piace chiamarli così, cioè di ritrovarsi,
di aver voglia di collaborare, di essere curiosi. Io cosa faccio e tu cosa fai? Ma come ti muovi? Chi posso aiutare? Esatto. Cosa Sentiamo anche, devo correre perché il tempo è tiranno. Yes. Allora, Presidente Borotto, chi posso aiutare? Perché mi sembra che lei è in automobile, che anche questa mattina dicevo che abbiamo delle schegge impazzite tutti i giorni e basta che ne incontriamo uno che si comporta male, ma soprattutto l'automobile sembra ormai diventato un triciclo, la guido come voglio, vado a che velocità voglio, ho la patente ma non so guidare, forse anche qua sarebbe da fare una riflessione, Presidente, perché non ci siamo proprio, i comportamenti che vediamo tutti i giorni è da mettersi le mani nei capelli e qua non risparmio nessuno. Prego Presidente, cosa ci racconta? Allora, guardi signora Mirella, ha fatto sintesi di tante cose. Io concordo pienamente con lei, è vero che l'automobile è il primo segno di libertà che l'essere umano, quando ha la capacità di intendere e di volere, quindi quando ha la maggiore età in tutto il mondo, ok, la prima cosa che fa, se non è la prima è la seconda, è comunque avere la possibilità di guidare, di muoversi. È un profondo senso di indipendenza, di autonomia, di libertà. Noi per esempio vediamo che non c'è età se una persona sta bene, o quantomeno l'età è molto in là nel tempo, molto il limite è molto procrastinato in là nel tempo quando dobbiamo rinnovare la patente. Noi abbiamo dei meravigliosi novantenni che vengono tuttora nei nostri uffici o presso l'ASL o le autoscuole a rinnovarsi la patente e sono entro il range dei limiti previsti dalla legge per i riflessi, per la vista, per questo, per quello. Questa è la parte buona, la parte bella. L'Automobile Club è nato, di cui l'ACI Padova, che io mi onoro di rappresentare, è uno dei soci fondatori dell'ACI nazionale. Abbiamo l'anno scorso compiuto 125 anni, il secondo club motoristico più antico del mondo. Quando è stato fondato, costituito per fair play, gli allora 17 soci diedero la possibilità a una donna, signora Mirella, io oggi sono in compagnia di due meravigliose signore, di presiederlo, la cui donna, che era una donna fantastica, la contessa Elsa Albrizzi, vinse le prime 7 gare di velocità al mondo, Padova-Bovolenta, uno sterrato rettilineo di 17 km. E lì inizia la grande meraviglia di quello che è stato poi lo sviluppo dell'automobile, con le corse, con qua, con là. Perché faccio questa lunga premessa? Per dire che oggi siamo all'opposto. Non ci sono più regole, non si rispettano i limiti, a cominciare anche dalle nostre istituzioni. La legge è uguale per tutti e tutti i cittadini devono sottostare alla legge, qualsiasi, quindi anche noi istituzioni. Perché dico questo? Perché nel momento in cui l'ente proprietario della strada, l'ente titolato a fare la vigilanza, avere la sorveglianza, eccetera, eccetera, deroga alle norme o dà un'interpretazione del tutto stringente o non stringente, del tutto personale e particolare alle norme generali che regolano la vita sulla strada, lì nasce il caos, perché allora il cittadino si sente nel pieno diritto di derogare alle norme che non sono giuste e non sono corrette. Mi spiego e faccio un esempio molto semplice, mie care signore. I velox, gli autovelox. Adesso per fortuna il Ministero, dopo un paio di sentenze abbastanza corrette, devo dire anche razionali, lucide e logiche, pubblicate, emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, anche il Ministero, quindi dei trasporti, lavori pubblici, eccetera, attraverso le prefetture e attraverso i comuni, hanno cominciato a dettare delle regole più eque, più vere, più serie, più reali. Oggi lei, dottoressa Mirella, in Europa non abbiamo oggi una ditta
in grado di omologare un Velox. Però a fronte di quell'autovelox che è sulla strada e che certifica e accerta il mio eccesso di velocità o la mia velocità, l'autovelox è in grado di dire al proprietario ente della strada o di chi ne ha la vigilanza e la sorveglianza di emettere la contravvenzione perché tu cittadino hai derogato alle regole, hai abusato delle regole e sei sanzionabile correttamente e giustamente. Però vedete come sto aprendo uno scenario sconvolgente? Sì, però lo scenario sconvolgente, mi scusi Presidente, è che io ho sentito un'amica che ha perso un figlio in un incidente stradale, che lei è tedesca, vive in Germania quasi tutto il tempo ormai, e lei dice: da noi gli autovelox sono nascosti, nessuno li vede e quando arriva la sanzione la paghiamo. Noi rispettiamo i limiti di velocità, da noi non succede quello che succede quando arrivo in Italia. Se ci sono i 70 all'ora, ci sono i 70 all'ora e punto. Se ci sono i 50 all'ora, ci sono i 50 all'ora. Qui invece abbiamo deciso che ognuno si fa le proprie regole e l'autovelox non va bene. Allora io capisco che ci vuole una soglia di sopportazione, però non si può neanche, Presidente, quando dovete fare qualcosa, trovare lungo la strada a distanza di 100 metri 10 cartelli che ti dicono 90, 70, 50, 90, 70 o arrivare alla rotonda che hai talmente tanti di quei cartelli che non riesci più a cosa prendere, che strada, perché Treviso è scritto, dico Treviso per non dire un'altra città, è scritta 5 volte e io quale devo prendere per fare quella più corta, che poi prendi quella più corta ed è quella più lunga. Allora Fausta, cos'è la prevenzione? Perché qui parliamo di buon senso, tu che invece con la tua attività, con tutto quello che hai cercato di fare per dare serenità, tranquillità, compostezza anche al dolore, perché quando ti muore un figlio, ecco, indipendentemente da come muoie, sempre la morte di un figlio, non riesci neppure più a ragionare. Abbiamo visto quella mamma ieri disperata, vedersi questo ragazzo morto per niente, per niente. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, la politica che ascolta ma non, cioè sente ma non ascolta, prego. Non è facile una risposta a questa domanda perché implica tante di quelle cose. Venendo qua questa mattina per essere qua, a un certo punto io stavo rispettando i 70 all'ora sul terraglio, nei punti in cui c'è il 70, e un macchinone, questi SUV enormi, ha sorpassato dove non c'era la possibilità di sorpassare e succede quotidianamente, più volte al giorno. E cosa vuoi fare? Arrabbiarti? Dirgliene di tutti i colori? A volte scappano, no? Quando sei a un incrocio che qualcuno fa qualche stupidaggine. Io credo, e qua lo dico con estrema umiltà, che quando ai miei tempi si fece il percorso per arrivare alla patente, le richieste che venivano formulate erano molto stringenti, non era facile ottenere la patente, era severe. Ora io mi rendo conto che ma tante persone non sanno guidare, non sanno guidare. Hai la patente ma non sai guidare? Fanno delle cose che non stanno né in cielo né in terra e mettono a repentaglio la loro vita, e su quello è una scelta personale a un certo punto, però mettono a repentaglio la vita degli altri. Questo è. Quanti giovani purtroppo ultimamente sentiamo che perdono la vita assolutamente innocenti, lo dico sottolineandola questa parola. Magari stanno tornando a casa da scuola, stanno tornando a casa perché sono andati al cinema o a ballare tra di loro e vengono investiti e perdono tutto.
Vediamo anche le immagini della stanza di Jacopo per far capire anche cosa sta cercando di portare. Ormai sono diverse le stanze di Jacopo. Raccontiamo, per chi non sapeva, non conosceva la realtà di Fausta Tocchio, cos'è la stanza di Jacopo e a che numero sei arrivata, perché queste stanze sono state aperte negli ospedali e vicini anche ai pronti soccorsi, se non sbaglio. Prego Fausta. Allora, attualmente ce ne sono in Italia 11. Molte sono qua in provincia di Treviso, dove c'è stato un incontro di emozioni anche, intanto con Mirella, perché lei è stata, diciamo, il precursore, ecco, di questa via che si è aperta e che ha dato la possibilità di realizzare all'interno degli ospedali in provincia di Treviso queste stanze. Mi ha messo in contatto col dottor Benazzi, che è stata persona che mi ha aperto le sue braccia rispetto a questo progetto, e quindi la strada è stata tutta in discesa in questo caso. Quante ce ne sono? Ce ne sono, ripeto, 11 in tutta Italia. Nel Veneto sono provincia di Treviso, abbiamo Conegliano, abbiamo Montebelluna. Treviso ne ha 2, l'ospedale Il Cafoncello di Treviso. Abbiamo, ultimamente ci siamo visti con gli operatori sanitari dell'ospedale di Oderzo ed è in cammino anche qua un progetto. Poi abbiamo Venezia e altro. Siamo arrivati ad Ancona. Cos'è? È un luogo semplice, dedicato ai familiari che si trovano ad affrontare un problema di emergenza, di difficoltà, di dolore. Si spera sempre che questa difficoltà possa avere una risposta poi positiva, ma nel frattempo che devono riordinare le proprie idee e raccogliere tutte le forze che hanno, la possibilità di farlo in un luogo privato, un pochino riservato, ecco, più che privato, riservato, intimo, dove possono ricevere, questo è il ribaltamento della cosa, no? Possono ricevere il medico, perché in quel momento il medico entra e dà loro tutta una serie di notizie, anche a volte molto dolorose, molto difficili da raccontare, narrare, sono narrazioni di dolore in genere, purtroppo. In questo luogo c'è la possibilità che questo passaggio di dolore, di emozione e di preoccupazione e di decisione avvenga con un'armonia che è diversa da quella che non esiste purtroppo in un corridoio o nello studio del medico, semplicemente. Fausta Tocchio, la mia domanda è anche un'altra, ti ho invitato per questo. Tanti anni nelle scuole, tanti anni che queste associazioni si promuovono, penso all'Avis, all'Aido, a tante altre, all'AIRE, associazioni. Il problema è che i giovani non donano. Hanno fatto proprio uno studio, diceva l'Avis, dove viene chiesto ai diciottenni se vogliono fare nel momento che fanno la carta d'identità, e i numeri non ci sono. Come mai secondo te, Fausta, non riusciamo a intrigare i giovani, eppure sono quelli che pensano al loro futuro, all'ambiente? Cos'è che non li intriga? Allora, il mio pensiero è diametralmente opposto. Io credo molto nei giovani e non sottolineo il fatto che loro dicano un no di fronte alla donazione in senso generale, quindi non conoscono. Esatto. Non è un no motivato da non voglio perché non mi interessa, che schifo, ecco, no, non conoscono. Come tanti adulti anche non conoscono il mondo della donazione. Il mondo della donazione per me equivale a uguale amore. Punto. Gioia, vicinanza, contatto con l'altro, con chi non conosco.
però mi è vicino, io sono vicino a questo altro. I giovani, e te lo dico pensando all'esperienza che tu sai che con Aido porto la testimonianza, e insieme a una persona che ha ricevuto, io come familiare di un donatore, e insieme a una persona che ha ricevuto un dono, parliamo con i ragazzi delle scuole, in genere le quarte e le quinte degli istituti superiori. Ebbene, io devo dire che c'è un ascolto meraviglioso, che non tanto nel momento in cui tu parli dell'Aido, dici cos'è, com'è strutturato, ma nel momento in cui entri nella narrazione della vita, in questo caso della vita e della morte, ahimè. Allora in quel momento, tac, non senti volare una mosca. Cioè, e vedi le lacrime a volte, e mi dispiace, perché in genere le lacrime arrivano con la narrazione della mia storia. Però sono lacrime intrise di grande sentimento. In quel momento percepiscono un dolore, ma in quel momento capiscono esattamente cosa significa il dono. Perché è importante. Allora il dono che diventa il dono del sangue, perché senza donazione di sangue non ci sarebbero poi tutte le operazioni, i trapianti e quant'altro. Quindi quello è il nodo, il nocciolo della questione. E i ragazzi sono assolutamente disponibili. Non è vero ma che allora sono come intrigarli? E devi raccontare la verità, devi essere vero, devi avere empatia, devi essere vicino a loro, devi sentirti con loro. E quella è un'emozione che o provi o non provi. Cioè il politico difficilmente riesce a provare quel tipo di emozione. Allora, Presidente Borotto, cosa dice? Anche voi state cercando di fare questo, dare la sicurezza a questi ragazzi che iniziano a guidare, che pensano di avere questo triciclo, la guido, ho appena preso la patente ma prendo il macchinone grosso, tanto i genitori non c'è problema, oppure prendo la motocicletta. Ma cos'è la guida sicura, Presidente Borotto? Dobbiamo anche capire cos'è la guida sicura, in sicurezza, questo airbag che non è approvato, cioè se vuoi te lo compri, ma anche no, chi se ne frega, tanto a me non capita, ecco sono forte, non capiterà mai, e poi ci lasciano la pelle, abbiamo visto cosa succede. Perché non si mette l'obbligatorietà anche alle motociclette per l'airbag? Noi ci stiamo muovendo su questo, vero Fausta, tutti assieme per cercare di unire le forze e far capire al governo che bisogna intervenire in questo, visto che la tecnologia ci dà questa possibilità. Prego, Presidente. Allora, ci sono 3 ordini di valutazioni. Il primo, i ragazzi hanno bisogno di esempi. L'esempio che dà la famiglia, l'esempio che dà la società, l'esempio che diamo noi. Quando abbiamo un paese che prende a modello il Grande Fratello e prende a modello l'Isola dei Famosi, eccetera, facciamo poca strada, sapete. Questa è una mia valutazione personale, non voglio alzare polveroni, però lo vedo quando vado in giro per le scuole e per gli istituti, soprattutto gli istituti di scuola media superiore, quindi le quarte, le quinte, andiamo con i nostri piloti a parlare di guida in sicurezza, a parlare di educazione stradale, a far vedere, a toccare con mano quanto può essere pericolosa un'auto. Guardi, per dare qualche dato, allora, tanto le auto di nuova generazione, parlo delle auto degli ultimi 15 anni, 20 anni più o meno, adesso la data certa non me la ricordo, la data dell'obbligo, e tutti i veicoli hanno l'obbligo di avere l'airbag, parlando di autovetture. Le moto non ce l'hanno, ma la moto è di per sé un pericolo, cioè tanta è la libertà
che la moto può dare perché la destreggi, la usi, la gestisci con più facilità e meno ingombrante sicuramente, tanto è il pericolo che dà il rovescio della medaglia. Lei pensi per esempio un motociclista che guida ad una velocità media sulla strada e si ritrova in prossimità di una curva una macchia d'olio per terra, una strada asfaltata normale, qualsiasi strada urbana nostra, non parlo di autostrade perché lì è già più difficile, ma una strada normale, una strada urbana o extraurbana nostra, e ti ritrovi una macchia d'olio per terra in prossimità di una curva, quel motociclista si va a schiantare subito dopo la curva, proprio nell'angolo della curva esce di strada e si schianta addosso a un platano, addosso a un muretto, addosso a una casa, va nel fosso, va nel canale, per dire quello che può succedere velocemente e quotidianamente con una moto. Questo è già più difficile con un'auto. L'auto ha la stessa ovviamente capacità di uscita di strada che ha la moto, anche se la reazione è diversa perché la moto ha 2 ruote e l'auto ne ha 4. A quanto pare non stiamo... l'auto ne ha 4. Quindi, per dire cosa? Vi ho fatto un esempio per dire che la moto è molto pericolosa. L'altra faccia della medaglia è la libertà che la moto ti dà, perché alla domenica andando al mare in maniera un po', rispettando le regole ovviamente, ma in maniera un po' più agile riesci a scansare qualche chilometro di coda, riesci... Sì, ma scusi Presidente, faccio una parentesi perché sennò non ne vado fuori per capire. Sì. Ma io perché non devo avere l'airbag come è nella macchina se perché questo mi dà la possibilità di farmi meno male, visto che la tecnologia l'ha inventato? Le case costruttrici europee ci stanno lavorando da qualche anno, anche a livello mondiale soprattutto il Giappone. Ci sta lavorando da qualche anno perché ovviamente la sicurezza è cara a tutti. Guardi il bollettino di guerra del numero dei decessi dei motociclisti italiani o europei. Allora la moto è un pericolo da questo punto di vista, ma non è di facile applicazione sulla moto. Perché? Perché l'airbag quando esplode crea quel pallone davanti all'automobilista nel caso delle auto o dovrebbe essere davanti al motociclista nel caso della moto, che per la moto può essere molto più pericoloso che non averlo. Ah beh, allora andiamo proprio bene qua. Ecco, per fortuna è caduto anche il... Ecco, se questo è il messaggio è da mettersi le mani nei capelli. Dico io, Fausta, come commenti? Non so, perché da un punto di vista così di conoscenza del funzionamento di un airbag su una moto non ho la più pallida idea di come possa funzionare, quindi quali siano... Sono delle cinghie che si gonfiano. I vantaggi o i limiti, come diceva poc'anzi il Presidente, rispetto ai quali possono diventare anche pericolosi per lo stesso motociclista. Sicuro è che le moto vanno in genere affrontano la strada come se fosse la via della speranza, ecco, chiamiamola così. Ti fanno paura? E purtroppo sono su 2 ruote, quindi in effetti i rischi sono sicuramente maggiori rispetto all'automobile che è ben piantata su 4 ruote. Per questo dico che dovremmo incentivare. Ci dovrebbe essere qualche strumento, che io non saprei dire sicuramente, che protegga in qualche modo, che dia la possibilità di ridurre quantomeno quelli che possono essere gli impatti e quello che ne consegue. Ecco, adesso io ne ho visto diversi, so che ci sono in commercio, sono anche in vendita,
perciò penso che indipendentemente da quello che ha detto il Presidente, che ognuno può fare le proprie riflessioni a casa, qualcosa si potrebbe fare di più. Bisogna fare uno studio che sia indirizzato alla salvaguardia e alla salvezza dell'essere umano, piuttosto che all'incentivazione del budget economico che la ditta che produce quel XYZ ne può trarre. Abbiamo credo. Rinaldo da Piovene Rocchette, velocissimo Rinaldo, ciao. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. No, volevo dire a lei, scusi, ma lei lo conosce il costo per andare a Asiago? Pronto? Sì, sì, prego, continua. No, volevo dire, lei dovrebbe recarsi alla domenica, e non solo, ma anche al sabato, nelle località alla barricata del costo di Asiago. E lì vede il comportamento di questi signori che si permettono di percorrere la strada come fosse veramente una pista. È una vera vergogna. Tu dal momento all'altro, quando scendi oppure sali in macchina, da un momento all'altro possono anche vederti addosso, entrare nella macchina stessa. E sono anni che ormai ne parliamo di questo. La moto è un mezzo molto pericoloso, ma questi signori si permettono di percorrere il costo a 130, 140, 150 km all'ora, quando il costo, la velocità massima è permessa di 70 km all'ora. Ora, lei dice l'airbag, ma l'airbag secondo me non serve a nulla delle moto, serve solamente un'educazione vera, perché andando avanti così non lo so dove andiamo appunto a sbattere, no? Nel senso che le moto, questi che guidano le moto devono capire che se la velocità è permessa, posso capire, da 70 all'ora a fare 80 all'ora, ma non possono permettersi di fare 30, 40, 150 km all'ora, ma stiamo scherzando. Quindi le forze dell'ordine devono prendere atto di tutta questa situazione e una volta per sempre risolvere il problema, perché ormai siamo stufi, specialmente io, di percorrere quella strada lì quasi tutte le domeniche, e non solo, e di trovarmi più di una volta una moto davanti all'auto. Grazie Rinaldo, devo chiudere, ma sei stato chiarissimo. Guarda che io lo dico tutte le mattine o quasi, ecco che è una cosa incredibile cosa succede al mattino quando ti metti alla guida e esci di casa, perché non c'è il rispetto delle regole, ma finché culturalmente non cresceremo, caro Rinaldo, noi dovremo avere anche delle protezioni, visto che la ricerca e la tecnologia lo hanno fatto, di metterlo in funzione, ecco, e di obbligare a metterlo, perché è sicurezza per tutti, non solo per il motociclista o l'automobilista. Detto questo, io ringrazio veramente i miei ospiti. Purtroppo il presidente Borotto è caduto, ma lo avremo ancora in trasmissione. Fausta Tocchio, come ci saluti? Allora, intanto ti dico che hai detto la parola magica, perché dobbiamo culturalmente crescere tutti, e allora tanti problemi si ridurrebbero perlomeno. Velocissima. E un abbraccio grande, sei sempre speciale. Grazie, grazie. Siamo tutti speciali perché cerchiamo di fare qualcosa per una cittadinanza attiva, quello sì lo facciamo. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno, l'assegno di Mirella, e noi ci vediamo domani mattina. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Fosse di Sotto, da una famiglia che voi avete già conosciuto e che siamo ritornati perché hanno ancora bisogno, perché se non ci foste voi cosa farebbero? Ecco qua, Giovanna, eccola qua, ciao Giovanna. Ciao bellissima. Ciao, cara. Ciao. E Mario, ciao Mario. Tu hai visto state parole, eh? Tu visto? Sempre più bravo. Allora Giovanna, dimmi cosa è successo? Da quando che siamo venuti ieri, cosa è successo? Il 25 giugno mi sembra. Ecco. L'alluvione, sì, ecco. Dopo voi altri siete venuti dopo una settimana, ecco, e ringrazio ancora Rete Veneta, perché per il resto lasciamo immaginare. Non se l'ha fatto vivo nessuno? Nessuno. Neanche il sindaco, che avevo bisogno, perché mio marito
prende 10 pastiglie al giorno, avevo bisogno di fare un buco perché avevo ancora la fogna intasata e da allora aspetto ancora il comune. Però amici di Mario ci hanno dato una mano e siamo ritornati a posto. Cioè, ma se non che fosse questa solidarietà fatta dal privato, da brava gente, Non lo so. Come se potrebbe andare avanti? Non lo so. Amore. Non lo so. Dimmi Mario. No, niente. Com'è stato intanto? Insomma. Tutto qua, come sia? E batte. Vabbè, i amministratori mini mai visti, né Cioè, uno dicevi, né mi vede l'altro. come che stai, che aveva bisogno di... Neanche un colpo al telefono. Oh là, insomma, dai, sai, Sì, c'è una dai. santa, si respira adesso. Sì, vero. Ma mi ricordo che se veniva era un disastro qua. Sì, ti ha tolto a cusinetta, vedi tu? Questa solo ho tolto. Vabbè. Cucina, salotto, ho fatto sala da stiro e il bagno e basta. Hai bisogno di qualcos'altro come mobi? Un divano. Quanto ben che vota sto vecchiotto? Tanto. E ti quanto ben che vota sta vecchiotta? Che cosa c'è che si pensa in quel momento? Perché mi sono venuta ieri una disperazione, non è più niente. Ringraziamo chi che ne ha aiutato e ringraziamo anche chi che non ne ha aiutato. Bravo. Ecco, quella... Il momento è, cosa si prova quando ti vedi a casa così? Non che c'è parole. Non che c'è parole. Mi vede il mondo crollare. Sperando che se mi arrivi a pensione e dopo cercheremo di andare avanti poco a volta, dai. Sarai oggi? E voilà. Grazie, Mirella. Questo se l'assegno mi sapevo che avevi bisogno. Grazie, Mirella. Veramente. Grazie. Ecco, perché vi permetterà di respirare e pagare magari sta cucina. Ecco, speriamo. Sei contenta? Sì, grazie. E ti Mario cosa ha avuto dire a grande famiglia di Veneto? Grazie. E anche a Mirella, anche stavolta vi dice grazie perché avevi visto anche stamattina siamo arrivati qua per aiutare sta famiglia che è in forte difficoltà. Perché se no che fossimo noi altri. Maria, ciao!